Ben ritrovati amici appassionati di hockey pista, siete in collegamento con il Paladante di Trissino stiamo aspettando la seconda semifinale di questa Coppa Italia, 50ª edizione della Coppa Italia, la sesta consecutiva che si gioca con la formula della Final 8. Prima di iniziare a presentare la partita, a presentare quelle che sono le formazioni, abbiamo sentito che cosa ne pensano di questa partita e di questa manifestazione i due allenatori, quindi manderei subito il contributo filmato. Partite secche che hanno completamente stravolto il seguito della Coppa Italia. Con mister Bresciani ne parliamo dopo il 3-0 del Trissino con il Lodi, adesso questo 4-1 del Sarzana, prima storica finale. Forte dei Marmi a questo punto tiene alto l'onore delle prime in classifica. Non è semplice, perché comunque anche il Breganze è una squadra di prima in classifica, è una delle migliori d'Italia, ma il Sarzana ha dimostrato di giocare molto bene. Il Trissino, anche il Trissino si è fatto una gran partita, magari se l'infortunio di Formagé ha voluto tirare tanto, però in campo insomma, ho visto una bella partita da due squadre che volevano la finale. Il Sarzana è stato più cinico sotto porta e adesso la nostra è un'altra bella partita, due squadre molto equilibrate di alta classifica, però quando c'è la partita secca non vuol dire niente. L'abbiamo visto che dall'altra parte abbiamo un Sarzana in finale, l'anno scorso noi abbiamo perso con l'ottava il campionato, perciò Coppa Italia è bella anche per questo, le partite secche vanno affrontate nei minimi dettagli e quello fa la differenza. Infatti abbiamo visto come le occasioni siano state da una parte e dall'altra frutto dell'andamento della partita in un senso o nell'altro, quindi anche le punizioni di prima, i rigori già in campionato sono importanti, ma in una competizione del genere sono fondamentali. Sì, soprattutto numeriche, rigori, punizioni di prima. Poi quando giochi in una partita secca anche 4-5 minuti di infinità numerica è dispendioso anche a livello mentale, perciò non è semplice una partita secca. Già nel campionato non è semplice, ma quando ti giochi in 3 giorni una coppa è tutti i dettagli, tutte le cose sono importanti e qua bisogna stare attenti a tutto. Grazie mister. Grazie a voi. Siamo con Diego Mir del Breganze, ieri una partita tiratissima, arrivati fino ai calci ai tiri di punizione di rigore. Questa sera un altro scoglio molto grande, il Forte dei Marmi. Sì, certamente ieri penso che abbiamo potuto finire prima, no? Perché abbiamo fatto una buona seconda parte e oggi un'altra gara, un'altra partita molto difficile, no? Ma bene, ogni partita è difficile, no? Abbiamo guardato qualche risultato di ieri e in questa competizione è difficile vincere qualche gara. Ne parlavo prima con Pierluigi Bresciani, già sono importanti le punizioni, i rigori, ma anche e soprattutto la superiorità numerica in campionato, ma in questa competizione ancora di più. Metterla dentro o non metterla dentro può cambiare veramente la partita. Sì, certamente, ma alla fine io penso che sono partite dove i piccoli episodi sarà molto importante, no? Io penso che chi può fare la meglio gestione di questa cosa alla fine sarà chi si porta la partita, perché bene, Forte è una grande squadra, noi sappiamo il lavoro che si deve fare e vediamo come va la partita. Grazie mister. Grazie a te. Ciao. Ben ricollegati quindi con il Paladante di Trissino, la voce che sentite è quella di Ivo Peretto. E con me c'è questa sera anche Gabriele Buffoni, giornalista e esperto dei fatti di Forte dei Marmi. Ciao Gabriele. Ciao Ivo e buonasera a tutti i telespettatori. Allora, come sentivamo anche dire dai mister, intanto andiamo a vedere subito quelli che potrebbero essere i probabili starting five delle due compagini, partendo del Forte dei Marmi con Richignata, Platero, Ambrosio, Burgaia e Casas, quindi si parte subito con Platero, Burgaia dietro, Ambrosio, Casas davanti, o usa subito le bocche da fuoco? Sì, assolutamente, mister Bresciani vuole evidentemente dettare subito un ritmo deciso alla partita. Tra l'altro Platero da solo là dietro nelle retrovie ha dimostrato ampiamente nel corso di questa stagione, in tutta la prima parte di fatto, con Motaran infortunato, di poter reggere anche da solo appunto i pilastri della difesa forte marmina. Un Braganza invece che
schiererà probabilmente quella che è il suo miglior starting five, quindi con Sgaria a difendere la porta, quindi Coco, Michans, Dexido e Martinez. Questa è la migliore formazione del Braganza, e ovviamente ci sono anche degli ottimi cambi, tra cui anche appunto Samuele Muglia, che conosci benissimo, voglio dire, viene dalla scuola Viareggina e quindi sta facendo oltretutto una stagione strepitosa in quel di Braganza, ma non solo, abbiamo anche Guido Sgaria dal Santo, quindi tutti giovani che possono entrare, possono in qualche maniera andare a influenzare la partita. Sì, e saranno molto importanti, Ivo, perché questa sera entrambe le squadre arrivano a questa semifinale da 2 partite molto dispendiose, come ricordavi tu in apertura di telecronaca, e come hanno ricordato i 2 allenatori. Il Forte non è arrivato ai tiri di rigore, si è imposto 4-3 sul Centro Giovani Calciatori Viareggio nel primo dei derby della giornata di ieri, ai tempi supplementari però, e spendendo veramente tanto a livello fisico e anche a livello mentale, addirittura subendo un'inferiorità numerica durata ben 4 minuti, con un Viareggio che veramente ieri ha lottato fino all'ultimo per cercare di rovinare la festa agli eterni rivali della Riviera Tirrenica. Dall'altra parte il Braganza è arrivato addirittura ai tiri di rigore nell'altro derby, quello vicentino, con il Valdagno, un'altra delle grandi squadre di questa Final 8 di Coppa Italia e anche del nostro campionato. Stasera si incontrano 2 tra le favorite, quelle che erano tra le favorite anche alla vigilia. Dall'altra parte l'abbiamo visto poco fa, è passato in finale un Sarzana che era la grande sorpresa della prima fase di campionato e è anche la grande sorpresa di questa Coppa Italia, affrontando un Trissino che era l'altra sorpresa, scusatemi il gioco di parole, avendo eliminato nei quarti di finale proprio i campioni d'Italia dell'Odi. E ricollegandomi proprio a questo, Gabriele, avevo chiesto anche agli allenatori quanto sia importante in questo tipo di competizioni andare a trasformare quelle che sono le occasioni reali, quindi tipo le punizioni di prima, i tiri diretti, e soprattutto di non di gestire al meglio ad esempio le superiorità numeriche. Ma è fondamentale, anche perché sono partite tiratissime tra compagini che sono sostanzialmente equilibrate tra di loro e che finora non hanno dimostrato una discrepanza tale da giustificare una goleada, per cui anche i minimi dettagli poi in partite secche a eliminazione diretta come queste della Final 8 sono veramente essenziali. Abbiamo visto ieri infatti la prima sorpresa con ai quarti di finale il Trissino, che è andato a surclassare, nessuno assolutamente poteva metterlo in preventivo, magari sì, assolutamente. Intanto entrano le formazioni che si prepareranno per questa seconda semifinale e, come si diceva, abbiamo visto ieri il Trissino con il Lodi che è riuscito a surclassarlo per 3-0, quindi Lodi che alla fine non è stato capace di interpretare bene la partita, e d'altro canto però un Trissino che il giorno dopo contro il Sarzana gli succede la stessa cosa. Guarda, sono successe cose speculari a mio avviso, perché intanto il clima qui nel Paladante, penso lo sentano anche i telespettatori, sta diventando infuocato, perché ci sono abbondanti tifoserie. Da una parte noi abbiamo qui alla nostra sinistra, la postazione stampa, un nutrito gruppo da parte di Forte dei Marmi che è venuto su dalla Versilia, dall'altra un altrettanto nutrito gruppo di tifosi breganzesi che hanno anche un po' organizzato una sorta di coreografia. Insomma, è bello vedere questo momento. Prima abbiamo visto addirittura il balletto dei tifosi del Sarzana che hanno conquistato una storica finale, io oserei dire un capolavoro piccolo e ben confezionato di Alessandro Bertolucci, che l'ha guidati al millimetro. Dicevi bene sul il clima che si sta respirando in questa Final 8, bellissimo, straordinario, devo dire, e devo fare i complimenti a tutta quella che è l'organizzazione sia di Trissino sia per quanto riguarda la FIRS, per le riprese e per tutte anche quello che riguarda appunto le interviste e la parte anche editoriale, che ha avuto una risonanza grandissima, soprattutto qui in provincia di Vicenza, dove si sa, provincia di Vicenza significa hockey. Sì, provincia di Vicenza significa hockey. Questo evento va a valorizzare le tante realtà del Vicentino. Mancava qui nella zona
un grande evento da 5 anni. Io c'ero, era quella gara 1 di finale scudetto tra Forte dei Marmi e Valdagno, finale scudetto che poi è stata vinta dal Forte, il primo scudetto rossoblu, e da allora sono un po' mancati i grandi eventi qui nella zona veneta. La Coppa Italia addirittura mancava dal 74 mi pare, quindi è veramente un'occasione importante, e come dicevi tu la risonanza non solo qui nel Vicettino, anche ovviamente nelle altre parti d'Italia, a Maremma, noi come Tirreno appunto in Toscana, ma anche il cittadino di Lodi, i colleghi, qui c'era stata una grande attenzione a queste partite e un grande lavoro da parte di tutti, staff, addetti ai lavori e anche gli steward che hanno garantito la sicurezza. Le squadre che quindi guadagnano il centro della pista, ormai si sta per iniziare e come si suol dire, Gabriele, dopo la finalista sicura che è Sarzana, nella partita precedente ha battuto il Trissino per 4-1, ne rimangono solamente 3 in totale e una delle due questa sera dovrà abbandonare il Paladante. Ovviamente da una parte c'è una compagine come quella del Forte dei Marmi, dopo che Viareggio, Follonica e quindi il Lodi se ne sono andati anzitempo, dovrà tenere alto quello che è l'onore delle alte in classifica, no, certamente. L'onore dell'alta classifica, assolutamente sì. Non che il Breganze sia tanto indietro, perché comunque si parla di 2 squadre che compongono un po' l'elite dell'hockey italiano. Non che, e senza nulla togliere ovviamente al Sarzana, che come dicevo prima ha fatto un inizio di campionato eccezionale, tant'è che si è aggiudicata con merito l'ingresso in questa Final 8 e lo sta dimostrando perché appunto è arrivata in finale. Resta da capire se ci sarà un derby tosco-ligure o un derby tra rossoneri. Si rischia altrimenti di avere un derby a Vicenza senza una vicentina. Il rischio è anche quello, ovviamente il valore delle 2 squadre in campo è molto alto, mi aspetto Evo una partita estremamente combattuta, i 2 allenatori dovranno essere bravi in questa gara a dosare le forze, perché è chiaro c'è la volontà di battere l'avversario e giudicarsi la finale, ma a giudicarsi la finale e arrivarci ovviamente spompati, senza più fiato nei polmoni e soprattutto energia nelle gambe, rischia di essere poi controproducente e lasciare un boccone amaro, rimandare solamente di un giorno il boccone amaro. Quindi uno degli aspetti infatti più affascinanti di queste Final 8 piuttosto che le Final 6 è proprio il fatto che tu devi saper vincere ma dosando le energie per arrivare alla finale e poter mettere il colpaccio davanti. Poi lì ci sono anche tante componenti, c'è la componente della fortuna, c'è la componente che un tiro vada o non vada dentro, quindi ci sono tante componenti, ma sicuramente quella di preparare la partita, e l'abbiamo vista prima proprio con Alessandro Bertolucci, quanto sia importante riuscire, come vi dicevi te, aveva il compasso praticamente, stava lì a dire a ogni giocatore dove andare, è assolutamente indispensabile. Abbiamo visto anche ieri ad esempio colpo su colpo Valdagno-Breganze, lì veramente qualsiasi delle due poteva andare avanti, partita che era stata studiata nei minimi dettagli, ma stessa cosa era successo con Viareggio Forte dei Marmi. Andiamo a vedere quindi intanto gli arbitri di questa sera, che saranno il signor Filippo Fronte di Novara e il signor Claudio Ferraro di Bassano. L'arbitro ausiliario sarà il signor Matteo Galoppi di Follonica, e 45 secondi ci sarà il signor Carmazzi. Quindi formazioni che si stanno schierando al centro della pista con quello che si diceva anzitempo per quanto riguarda gli starting five sono stati rispettati, quindi Plataro Burgaia dietro e Ambrosio con Casas davanti, dall'altra parte invece Mixans, Martinez, Tixido, quindi Capitan Cocco ovviamente da una parte e dall'altra Sgaria con Riccardo Gnata. Partita che è iniziata 50 minuti per assegnarsi la finale di Coppa Italia, la 50ª edizione della Coppa Italia in Sarzana. C'è già in finale chi sarà delle due di questa sera, ce lo dirà il tempo. Partiamo con Breganze che sta manovrando pallina proprio con Michans, lungo balaustra. Michans non si capisce, però è pallina che può essere recuperata in velocità. Ambrosio dietro porta, viene subito attaccato da Cocco, anche qui sugli ex tra Ambrosio e Platero dell'anno scorso, proprio che hanno fatto la fortuna del Breganze. Adesso in sponda Forte Marmina, guardando indietro anche Richignata, perché lui è stato uno dei grandi portieri di scuola rossonera, e quindi sicuramente insomma di ex che rendono ancora più viva la partita ce ne sono e come.
Burgaia adesso in possesso di pallina, dietro per Platero. Platero prova tutto da solo, arriva fino ad avanti a propria Sgaria, ma pallina che viene respinta. Martinez dietro per Teixido però viene affrontato a muso duro proprio da Platero. Niente da fare, bisogna andare dall'altra parte, si va già dall'altra parte, ci prova adesso il Forte dei Marmi per vie centrali, taglio che non passa e Mattia Cocco che può recuperare pallina. Partita che è iniziata indubbiamente ovviamente con una fase di studio, sono i primi 2 minuti. Sì, no, ma neanche troppo in realtà, perché subito il Forte ha tentato uno schema che usa spesso, ovvero con Ambrosio di defilarsi sul palo e cercare con Ambrosio o con Casas l'altro compagno in mezzo. Vediamo anche Burgaia che è un giocatore che fa tanto lavoro sporco in questa stagione, gliel'ha richiesto mister Bresciani, ma che ha anche tanti numeri per spezzare d'improvviso la partita. E dall'altra parte Platero, lo dicevi tu prima, monumentale in difesa, ha questo cerotto nero, lo vedranno i telespettatori sull'occhio, perché ieri è stato tra l'altro diversi minuti alla balaustra a doversi curare dopo una botta subita contro il CGC Viareggio. Attenzione, pallina che viene intanto recuperata dal Braganze, si distende in avanti, prova Cocco, viene toccato per un attimo, pallina e la recupera ancora il rossonero, quindi Martinez che può giocarla, preferisce tornare però verso il centro della pista, la squadra di Diego Mir. Martinez ancora centropista, cambia completamente il gioco, Cocco in avanti, non si capisce con Martinez, pallina che è facilmente recuperata dalla difesa del Forte dei Marmi. Attenzione con Ambrosio, prova a metterla lì. Sì, ha provato un po' il numero Ambrosio di prima intenzione, voleva un po' superare Sgaria cercando di coglierlo in controtempo, bravissimo qui il giovane portiere Breganzese. Intanto attenzione, brivido per il Forte dei Marmi, era se non sbaglio Mitianz davanti. Con Mitianz, esatto, sì. Il taglio adesso centrale, scusate il tiro centrale, ma pallina è già recuperata dal Braganze, ci prova Cocco, ancora il tiro Mitianz, questa volta la trova una selva di gambe, pallina che viene respinta, quindi si va in avanti, prova Casas che ritorna in possesso di pallina, Casas marcato stretto proprio da Mitianz che ieri ha avuto il compito di Jimenez. Attenzione intanto ancora un'altra lotta proprio a balaustra, c'è alla migliore Teixido, tiro di Teixido fuori dallo specchio della porta. Bello vedere una partita viva, sulle seconde palle si va sempre a lottare, è un segnale chiaro questo dalle due squadre. La fase di studio è già bella e che è terminata, Ivo, mi dà l'idea che queste due contendenti per la finale vogliano subito cercare di spezzare gli equilibri e farlo in maniera significativa. Tanto qui erroraccio di Ambrosio. Martinez prova, finta il tiro, anzi torna sui suoi passi, Martinez prova a liberare Mitianz, non ce la fa, c'è subito ben 3 giocatori su di lui, dall'altra parte il Forte, attenzione adesso, può cercare la conclusione, non arriva, non riesce a controllare bene pallina Burgaia. Aveva avuto una buona occasione, un buon taglio lì davanti, era tutto solo, pallina troppo veloce, non è stato capace di indirizzarla dalle parti di Bruno Sgaria. Sì, perché Sgaria aveva rinviato cercando di rinviare a punto lungo, ma aveva beccato proprio Ambrosio, se non sbaglio, nell'intercetto, quindi un'occasionissima questa per il Forte. Burgaia qui è mancato soltanto di un istante nel intercettare la palla del compagno. Vediamo ancora il Forte in possesso di pallina, adesso dietro porta, difesa da Sgaria, Platero in possesso di palla, cercano la via per il taglio, per l'incursione centrale, un atteggiamento del attenzione intanto è gol, della rete il gol di Burgaia, Forte di Marmi con Burgaia, quindi 1-0 qui al Paladante. Burgaia, andiamo a vedere il replay adesso della rete. Burgaia la alza, pallina che rimane lì, non se ne accorge Sgaria, che quindi gli scivola proprio alle spalle. Niente da fare, inizialmente l'aveva bloccata con il guantone della mano sinistra, poi invece la pallina è scivolata, sfortunato in questa occasione il giovane portiere. Sì, questo è uno dei numeri di Jordi Burgaia di cui parlavo poc'anzi. Ha fatto veramente una gran giocata, un alza e schiaccia fulminante. Sgaria lì è stato tempestivo a coprire il palo, anche un po' sfortunato, Ivo, perché l'ha toccata con il guantone, come dicevi tu, la pallina
solitamente quando la sferi con il guantone va sul gambale, e infatti lo sguardo di Sgari è andato sulla sua destra perché pensava di averla deviata in quella direzione, invece gli è scivolata sotto il guantone, sotto al gomito, e di fatto l'ha tirata in porta da solo, accompagnando quello che era il tiro di Burgaia. Però è un gol importantissimo perché spezza gli equilibri ed ora il Breganze deve inseguire, cambierà totalmente il volto della partita. Assolutamente sì, quindi la partita che cambia volto dopo 5 minuti con la rete di Burgaia. Forte di Marmi in avanti, attenzione Michans, vediamo che l'arbitro dà il fallo per tocco a terra da parte di un giocatore del Forte dei Marmi, si prova a ridistendere, attenzione, un'occasione per Martinez sul taglio di Coco. Martinez va alla balaustra, alla meglio però il giocatore Forte marmino che può passare la palla d'Ambrosio dietro porta. Burgaia ancora l'autore della rete, vediamo che l'arbitro fischia l'ingaggio, anzi una punizione per il Forte dei Marmi. Sì, perché probabilmente la stecca di Sgari era andata dietro la porta, immagino, visto il cenno dell'arbitro, e si dovrà riprendere con una punizione del Forte. Intanto il Breganze ha subito a carico un fallo di squadra perché è stata allontanata la pallina, quindi i falli di squadra al momento sono 1-1, partita che per il momento, Ivo, è molto, molto corretta. Ricordiamo, per chi ci segue per la prima volta, i falli di squadra sono quei falli che vengono dati alle formazioni, si può arrivare fino ad accumularne 10, dopo al 10° fallo viene data una punizione di prima alla squadra che lo ha subito, quindi attenzione intanto che adesso prova a ripartire il Martinez, ma arriva cartellino blu. Sì, Martinez viene accusato di aggancio ad Ambrosio. Ora la regia credo ci farà rivedere, ecco qua no, in realtà questa è stata, no, questa qui la ripartenza di Ambrosio, e sì, la steccata sul pattino, poi Ambrosio si lascia appena cadere, ma la steccata c'è, l'aggancio, e quindi da regolamento cartellino blu. Cartellino blu, e quindi subito possibilità di andare al raddoppio per il Forte dei Marmi, con Casas che si porta sul punto di battuta. Dall'altra parte però c'è Bruno Sgaria che dovrà mantenere i suoi in gioco. Vediamo che l'arbitro controlla la posizione di Bruno Sgaria all'interno della gabbia, quindi Casas, tutto pronto, si può partire, parte Casas contro Sgaria, para Sgaria, doppia parata, tripla parata di Sgaria. Adesso però ci sono 2 minuti di superiorità numerica. Tixido che adesso passa palle in avanti verso Michans, bisogna tornare però subito in difesa, perché d'altro canto ecco questa è la situazione della superiorità numerica da cartellino blu. Nel calcio ad esempio questo non esiste, è un cartellino che viene data per una munizione momentanea, il giocatore non può entrare in pista per 2 minuti e quindi la squadra che lo ha subito dovrà giocare per 2 minuti in quella che viene detta inferiorità numerica. Sì, il power play, adesso il Forte ha sprecato questa occasione, non si sono capiti Burgaia e Platero, l'assist del catalano non è stato neanche visto dall'argentino ex Breganze ed ex Lodi. La pallina è scivolata nell'antigioco, ovvero nella propria metà campo, e dopo 5 secondi ovviamente il possesso cambia e torna agli avversari. Nel frattempo gli arbitri richiamano subito i giocatori in pista perché si è creata una sorta di time out. Non si capisce se era stato segnalato oppure no. Vediamo gli arbitri che infatti richiamano immediatamente i giocatori in pista. Tanto vediamo Casas grande che parata, una volta, 2 volte, poi ci prova per la 3ª volta, ma grande Bruno Sgaria in questa occasione a mantenere a galla i suoi e quindi mantenere il risultato sull'1-0, che ricordiamo 5° minuto è stata la rete di Burgaia. Sì, una parata, soprattutto la prima, veramente impegnativa e degna di nota. Le altre è riuscito a controllare semplicemente il palo, anche qualche erroretto da parte di Casas, che attenzione, tanto un brutale scontro tra Cocco e Platero alla balaustra, rimangono a terra entrambi. Ex compagni di squadra, dell'anno scorso, 2 che non si tirano indietro, no, anzi, né Cocco. Sono due gladiatori delle 2 squadre. Tanto vediamo qui, ecco infatti lo scotto di cui parlavo, entrambi sono finiti, si erano un po' agganciati nel cercare di rubarsi a vicenda la pallina e sono finiti contro la balaustra.
Cocco si è già rialzato, invece Platero è rimasto a terra. C'è il massaggiatore del Forte dei Marmi, Luigi Carducci, in campo a vedere un po' le sue condizioni, a dare un po' di ghiaccio e ristoro al suo giocatore. Vediamo che sta togliendo anche una fasciatura alla mano. Ha avuto da peggio Platero alla balaustra, lo vediamo sofferente proprio lì seduto a terra alla balaustra. Sì, deve essere credo il polso, perché è quella la zona dove il massaggiatore Luigi Carducci sta tamponando con lo spray freddo. Vediamo che intanto è entrato Davide Motaran. Senza dubbio sarebbe una grandissima perdita questa per il Forte dei Marmi, un infortunio a Platero, non soltanto per questa partita che è ancora molto in bilico e è ancora praticamente tutta da giocare, ma anche in vista di un'eventuale finale domani. Lui è uno dei giocatori cardine di questa squadra, attorno a cui poi si costruisce anche l'offensiva del Forte, perché senza o lui o Motaran dietro a reggere davvero il ritmo difensivo e la copertura difensiva agnata, diventa difficile poi anche esporsi così tanto. Davide Motaran che quindi prende il posto di Franco Platero in pista per Forte dei Marmi che ricordiamo è ancora in superiorità numerica, dovrà giocare questo power play. Vediamo che il classico schieramento a 4 a quadrato per quanto riguarda la squadra che offende, mentre chi difende di solito si difende con il classico schema triangolo con il vertice in alto dalla parte opposta rispetto al portiere. Vediamo intanto, prova la staffilata proprio Ambrosio, niente da fare, pallina che esce dallo specchio della porta, ancora tiro centrale, la recupera per un attimo Michans, ma dice l'arbitro che Motaran ha fatto fallo di squadra. Questi sono falli da evitare, perché Forte è già 3 falli, il Breganze a 1, e soprattutto quando si ha la superiorità numerica si deve cercare di attaccare senza non solo non concedere il possesso agli avversari, ma senza soprattutto fare fallo. Attenzione, intanto qui brivido, perché Ambrosio era andato vicino all'ingannare Sgaria, il suo tiro è andato di poco al lato, intanto qui Motaran ci prova con una botta deviata fuori addirittura dal rettangolo di gioco. E quindi si dovrà ricominciare con la pallina giocata dal Forte dei Marmi. Ambrosio già sul punto di battuta, può ripartire il gioco del Forte dei Marmi. Ricordiamo che al termine dei 120 secondi potrà essere rischierato il quarto giocatore di movimento per la squadra che ha subito il cartellino blu, e quindi lo scopo appunto è quello di far passare più tempo possibile per chi difende. Adesso ci stanno provando quelli del Breganze, che però infatti è rientrato il power play, perché c'è subito Samuele Muglia in pista per il Breganze, ma Forte dei Marmi in possesso di pallina, le fa girare al centro della pista. Motaran adesso lungo balaustra, prova a scambiare ancora con Burgaia, fa partire Casas, tiro di Casas deviato, può essere recuperato proprio da Muglia che con la maglia del Centro Giovani Calciatori Viareggio più volte ha lasciato il segno in tanti derby passati proprio contro il Forte dei Marmi, giocatore sanguigno, anche spesso e volentieri beccato dalla tifoseria Forte Marmina. Attenzione a Teixido dietro porta, Teixido prova a fare tutto da solo, si gira, non riesce a imprimere però potenza a quel tiro, e il tiro che si perde può essere recuperato da Ambrosio. Quindi si ridistende ancora il Forte dei Marmi in avanti, prova a giocare largo il Forte per tentare di aprire le maglie rosso-nere con Ambrosio. Adesso giro a 3, palla a 3 proprio al centro della pista per la squadra di Gigi Bresciani, con Motaran, scarica verso ancora Ambrosio, prova un'incursione, vede la porta, ci prova Motaran, però attenzione alla ripartenza, un 2 contro 1 e Muglia segna il pareggio del Breganze. Come hai detto te, quando vede il Forte dei Marmi si accende Muglia. Sì, si accende un po' è come quando il toro vede il rosso, la stessa cosa. Muglia ha comunque dentro di sé un po' ancora del suo passato nel Centro Giovani Calciatori di Viareggio, ma indipendentemente da questo è comunque uno degli attaccanti che, come ricordavi in apertura di telecronaca, a Breganze sta facendo molto bene. Bella questa la giocata del Breganze, qui Muglia ha lasciato un po' troppo solo
dalla retroguardia Forte Marmina, è riuscito a insaccare un pareggio importante quando ancora non sono trascorsi 10 minuti di gioco. Dal 2-0 all'1-1, e questo è il bello dell'hockey pista, e questo è il bello delle partite così tirate come queste. Il tutto è nato da una forzatura di un tiro di Davide Motarani in avanti, poi respinto, è ripartito Texido in grande velocità e poi ha beccato Muglia, bravo a metterla alle spalle proprio di Richignata. Ma torniamo in cronaca diretta, quindi si è tornati in parità sull'1-1 con Del Santo intanto, che è entrato in pista per il Braganza. Del Santo che perde però pallina adesso, tanto anche Platero, quindi nulla di preoccupante per Platero che è rientrato in pista. Una grande pedina, come dicevi te, un gladiatore, giocatore assoluto, anche se l'ho già visto in un paio di volte fare delle smorfie, forse non è proprio ancora al 100%, ma lui vorrà sicuramente giocare in queste semifinali. Proprio Platero, adesso ci prova il giochetto Ambrosio. Sì, non è riuscito stavolta a dare precisione, intanto dalla distanza ci ha provato Mitians, Gnata ha deviato con efficacia. Platero, come ricordavi tu, è un gladiatore, queste partite non le vuole assolutamente perdere, non vuole mancare nell'organico. Già ieri, come ricordavo, è dovuto rimanere lontano dalla pista per diversi minuti per questo incidente all'occhio. Intanto Muglia viene braccato da Motaran, un altro che regge il pilastro difensivo Forte Marmino in questi minuti. Bresciani lascia schierata una formazione pesante con Platero e Motaran dietro, e poi Maremmani che è entrato in pista e che quest'anno è cresciuto moltissimo con la maglia rosso-blu, dopo anni in cui veniva considerato un po' meno, veniva messo in pista anche per far rifiatare i compagni. Quest'anno si sta ritagliando un ruolo tutto suo, come lui anche Elia Cinquini, che probabilmente l'ha già annunciato ieri nelle interviste post partita dopo la vittoria sul CGC Viareggio. Mister Bresciani darà anche un po' più spazio a loro perché ha bisogno di far rifiatare tutta la squadra. Attenzione al Forte che si catapulta di nuovo in avanti alla ricerca di spezzare di nuovo gli equilibri. Motaran, forza il tiro, Motaran dalla distanza, fuori dallo specchio della porta. Mitians la recupera. Del Santo, tiro di Del Santo centrale senza potenza, viene alzata per un attimo. Martinez intanto che è rientrato in pista per il Breganze. Mancano 13 minuti, siamo quindi alla metà di questo primo tempo. 1-1 qui al Paladante di Trissino, semifinale, 50esima edizione della Coppa Italia con Platero. Adesso lungo balaustra, vede il posizionamento dei suoi, preferisce partire da Motaran. Motaran prova a scendere ma deve scaricare ancora dietro verso Maremmani. Sì, ancora il fraseggio del Forte dei Marmi. Motaran con Platero. Adesso è Maremmani, ancora cerca di trovare un pertugio nella retroguardia rossonera. Casas adesso che è quello con più fantasia al momento in pista per quanto riguarda la formazione di Bresciani. Motaran scarica la botta dalla distanza, va al lato e quindi può ripartire il Breganze. Muglia in possesso di pallina per il Breganze, rallenta un attimo l'azione di gioco, vuole la manovra ragionata il Braganza, non vuole andare a forzare, c'è tutto il tempo per cercare di andare a trovare la giusta composizione per poi andare a rete. Quindi Braganza, attenzione con Muglia adesso che recupera pallina. È chiaro che si fa sentire anche la pressione, intanto prova Muglia, il tiro accompagnato non va e quindi può ripartire il Forte dei Marmi. Dicevo, si fa sentire ovviamente secondo dopo secondo la pressione di avere la finale a un passo e ovviamente di non voler cedere il passo all'avversario, e quindi entrambe adesso stanno valutando il rischio da correre all'offensiva e quello di scoprire un po' troppo il fianco all'avversario. Lo ha dimostrato prima il Forte, un tiro ribattuto e gol di Muglia che ha ritrovato il pari, quindi anche il Forte Marmi sta in questo momento cercando di ragionare. Platero tenta l'imbeccata, Sgaria respinge, quindi può ripartire con i 45 secondi in totale. Notavo anche un'altra cosa, Gabriele, il fatto che mentre, almeno parlo di Sponda Breganze, c'era un'aggressione sul portatore di palla nella prima partita, qui è molto meno, anche perché proprio le caratteristiche dei giocatori non lo permettono. Sì, assolutamente, e poi appunto c'è questa anche componente, chiamiamola, di paura agonistica, perché è chiaro, lasciare appunto uno spazio, e tanto ci prova Casas, ribattuto da Mitians, la sfera rimane lì, Motaran prova a metterci la zampata, non va e quindi può ripartire dal Santo. Del Santo dietro per Mitians, attenzione perché recupera pallina Motaran, sta affiliata di Motaran
occasione adesso per il Forte dei Marmi, un buon momento adesso per la squadra toscana, adesso inizierà a fare girare pallina molto larghe ancora le giocate del Forte dei Marmi, che cerca appunto di allargare quelle che sono le maglie, molto invece compatta la difesa del Breganze, che rimane appena fuori l'area senza farsi schiacciare. Attenzione intanto che era stato però già fischiato il fallo. Sì, infatti si lamenta Casas perché aveva ricevuto comunque la sfera del compagno, però l'arbitro fronte in questo caso aveva fischiato in anticipo il fallo sul Burgaia, se non sbaglio, no, su Maremmani, perdonami, e quindi ovviamente la rete non è valida, anche perché appunto Sgaria non si era neppure mosso. Come dicevi tu, cerca un po' il Forte di allargare le maglie di una difesa breganzese molto chiusa, molto più rispetto a quello dalla partita di ieri contro il Valdagno. Questo perché appunto non solo le caratteristiche dei giocatori del Forte lo costringono a fare questo, ma perché penso Mir abbia calibrato la partita su, dato qui il palo di Motarano. Noi non ce ne avevamo resi conto, ma era il palo di Motarano, quindi anche un pizzico sfortunato il capitano Forte Marmino. Dicevo, secondo me vuole improntare più la partita sui contropiedi, le ripartenze, perché questo Forte è vero, difende molto bene, ma specialmente quando Platero non è in pista rischia di subire queste ripartenze, perché non ha difensori di grande velocità. Spesso quando Platero non è in pista rientra molto più rapidamente Casas e quindi si perde un po' l'offensiva per la squadra di Bresciani. Quindi forse Mir ha calibrato un po' meglio questo aspetto della partita, che può essere una chiave di lettura. Il Forte in questo momento sta cercando invece di imporre un po' di più il proprio ritmo al Breganze, anche perché appunto tutti si aspettano che sia proprio il Forte dei Marmi a fare la partita questa sera. Il Breganze in teoria dovrebbe essere in attesa di poter sfruttare l'occasione, come dicevi te. Ottima la lettura, Gabriele. Allora intanto ritorniamo in cronaca diretta, 10 minuti alla fine di questo primo tempo, che non ha lasciato un secondo di spazio alla noia, con Motarana adesso in possesso di pallina. Platero, si ha sempre la sensazione che da un momento all'altro possa arrivare il break. Sì, infatti, anche perché c'è là davanti a Sgaria un certo Marti Casas, che ieri contro il CGC Viareggio ha segnato una tripletta e che comunque sia in campo italiano che in campo europeo ha dimostrato veramente numeri da fenomeno quest'anno. Tixido recupera pallina sull'angolo per Martinez, va Martinez, ma attenzione perché viene fischiato il blocco del Santo su Motaran. Sì, un blocco irregolare, si è mosso all'indietro per intercettare il capitano del Forte, quindi giusto in questo caso la disamina arbitrale. I falli sono di nuovo pari, 3 per il Forte tre a carico del Forte dei Marmi, 3 a carico del Breganze. Partita equilibrata anche sotto quell'aspetto, partita corretta anche da due squadre che sì, si stanno affrontando con tanto agonismo, ma senza metterci ancora quella componente fisica e nervosa che magari arriverà nel secondo tempo, quando poi ogni possesso diventerà scottante. È ancora presto esattamente per vedere quando l'agonismo inizierà a farla da padrone. Tanto godiamoci questi ultimi 10 minuti del primo tempo di questa semifinale, con Platero, Forte dei Marmi, in possesso di pallina, marcato stretto proprio da Martinez. Riesce comunque nel suo alza e schiaccia, fa buona guardia però Sgaria, quindi Martinez può portare in avanti la pallina per i suoi. Tixido dal centropista cerca di servire ancora l'argentino, un po' il playmaker della squadra di Diego Mir. Tixido intanto in possesso di pallina con Maremmani che gli è addosso. Tixido deve portarsi lungo balaustra, pallina dietro per Dal Santo. Mancano 10 secondi per arrivare alla conclusione. Tixido non si trova il pertugio, ormai mancano solamente 5 secondi per concludere. E incredibilmente arriva la rete di Gerard Tixido, una rete che non ti aspetti. Ha provato tutto solo Gerard Tixido, si è intrufolato in area e ha messo la pallina alle spalle di Richignata. Proprio qua un gol incredibile di Gerard Tixido. Ribalta la partita, pazzesca sta tra rete. l'altro è passato in mezzo a Maremmani e Platero, due che comunque a livello fisico non è che la vanno a raccontare a nessuno. Gran gesto tecnico di Gerard Tixido, gran gol questo, che porta il Breganze a ribaltare quello che era
un iniziale svantaggio in un parziale positivo per la squadra di Diego Mir. Questo ovviamente ribalta un po' le sorti dell'incontro. Adesso è il Forte che deve premere un po' di più rispetto a quello che stava facendo ultimamente, ovvero evitare questo giro palla un po' inconcludente che in un paio di occasioni si è concluso semplicemente con un alza e schiaccia dietro porta, che una volta ha fregato Sgaria, ma Bruno non è uno dei... che vada sempre bene. Esatto, non è sempre domenica, e soprattutto Bruno Sgaria è un ottimo portiere, meno esperto sicuramente di Riccardo Ognata, ma comunque è una delle promesse dell'hockey nazionale, e sicuramente difficilmente si farà rifregare un'altra volta da questi giochetti. Deve inventarsi qualcosa il Forte, deve inventarsi qualcosa Ciccio Bresciani per sorprendere la squadra vicentina, che intanto adesso potrebbe anche approfittare di questo tiro ribattuto da Cinquini, che è appena entrato in pista. E quindi si ribalta completamente la situazione con un Forte dei Marmi che adesso deve inseguire. Vedremo quelle che saranno anche da un punto di vista delle tecniche dei due allenatori. Da una parte sappiamo esserci Bresciani, dall'altra Diego Mir, come gestirla? Sì, Bresciani ha già fatto qualche cambio tattico, ha reinserito Ambrosio, Burgaia e ha tolto Maremmani inserendo Cinquini, un giocatore che può dare un apporto sostanziale a Platero nelle retrovie. Intanto attenzione, tenta proprio Cinquini di scheggiare la sfera lanciata da Platero in profondità. Dicevo, Cinquini può dare un apporto sostanziale in difesa a Platero, ma anche essere un ottimo realizzatore, finalizzatore là davanti alla porta, essere sempre insidioso e portare soprattutto via una marcatura noiosa come quella di Muglia. Ci prova adesso Forte dei Marmi, prova a scendere con Burgaia, attenzione, tutto lì da solo davanti Burgaia, pallina che in qualche maniera esce dall'area dei Veneti con Texido che manda in lungo Balaustra proprio Muglia inseguito da Maremmani. Muglia rimane in possesso fino a tornare nella sua metapista, prova adesso un taglio Martinez, Texido dietro ancora per Martinez, prova ad allargare adesso il gioco il Braganza, ovviamente inizia a esserci una piccola pressione, una certa pressione sul portatore di palla da parte dei giocatori, come vedete, del Forte dei Marmi, in questo caso ottimo Maremmani con Platero, vediamo che viene agganciato, vediamo cosa dice l'arbitro. Semplice fallo di squadra, qui andrebbe magari rivisto, però il contatto sicuramente c'è stato. Secondo me il contatto c'è stato, non le ha dato il blu perché forse ha enfatizzata. Sicuramente l'arbitro era lì vicino, ha visto bene quello che è successo, magari più avanti la regia ci riproporrà questo episodio, chiamiamolo da moviola, ma neanche certo. Platero non ha neanche protestato più di tanto, è un fallo di squadra questo che porta in svantaggio il Breganze, che ne ha carico 4 rispetto al Forte 3. Comunque rimane una partita, rimaniamo ancora lontani dalla quota 10 che, come tutti gli appassionati di hockey sanno, per chi non lo sapesse lo riepiloghiamo. Intanto attenzione, qui tenta Ambrosio la deviazione un po' sfortunata, il 10° fallo di squadra coincide con un tiro diretto per la squadra che appunto ne ha subiti di più. L'hockey pista, per chi non è abituato a guardarlo, soprattutto anche in TV, è uno sport molto veloce ed è difficile giudicare in tempo reale quelle che sono le varie casistiche che si vanno a susseguirsi durante una partita. Ci sono ben 2 arbitri in pista e comunque non è facile sempre vedere a queste velocità che cosa accade. Quindi con ancora Burgaia in avanti, cerca l'alza e schiaccia Burgaia alta, però troppo pallina, dice l'arbitro, e quindi si dovrà rigiocare con una pallina per Braganza. Sì, però è un Forte che vede ha già cambiato il suo approccio offensivo, adesso non tenta più di far girare palla per 45 secondi e poi tentare, qui mi sembrava aggancio francamente quello di Muglia rivedendo un attimo le immagini, quindi ci poteva anche stare l'estremo per il cartellino blu, forse come hai detto tu Ivo, ha accentuato un po' la caduta Platero e l'arbitro non se l'è sentita di estrarre il blu, però l'aggancio c'era, attenzione, qui sta affilata di Dal Santo se non sbaglio, che ha sfiorato il palo. Palla che viene recuperata ancora. Il gol! Incredibile! La rete del 3-1! È infuriato Platero perché dice che l'ha spedita in porta con il pattino. Andiamo a vedere il contributo del replay con Texido che entra in pista, che entra in porta, poi lì sì. Non si vede. Non si vedeva, forse da queste immagini riusciamo a cogliere. Sì, l'ha tolta con il pattino.
l'ha allungata con il pattino. pattino. L'ha toccata con il pattino. Forse è sicuramente involontaria perché stava scivolando, però, Sì. però l'ha spinta in porta con il pattino. Quindi aveva ragione, tra virgolette, Platero a lamentarsi. Fatto sta che il gol è convalidato, quindi 3-1, tanto la prende sulla schiena Mattia Cocco. Ed è un fallo di squadra a carico del Breganze, questo fischiato da fronte. È come... Non ho capito cosa sia successo. Non ho capito francamente nemmeno io. Sembra se ha segnato fallo di squadra è tiro di rigore. Non ho capito se ha segnato fallo di squadra o addirittura vuole estrarre il cartellino. Vediamo cosa è successo. Tiro di Platero. Colpisce la schiena di Mattia Cocco, che era ovviamente dava spalle al portatore di sfera, e indica il rigore. Vediamo comunque questo tiro di rigore con Ambrosio che proverà a trasformare per il Forte dei Marmi, dall'altra parte Bruno Sgaria, tiro di rigore e trasforma Ambrosio al 21esimo, quindi subito dopo la seconda rete di Gerard Tessido arriva la rete anche di Ambrosio per il 3-2. Come vedete se le vanno a giocare punto a punto questa sera le due compagini, Forte dei Marmi e Breganze. Sì, un rigore che aveva lasciato qualche dubbio, perché allora, parliamoci chiaro, se ha dato rigore perché Mattia Cocco ha colpito la sfera e l'ha stoppata, ha evitato la rete con il corpo, non so, era un po' involontaria francamente questo colpo con la schiena, addirittura, che lui stava, diciamo, proteggendo, era girato dall'altra parte. Se c'è un'altra motivazione, ora andremo un po' a scartabellare, anche riguardare magari il replay. Questo è sicuramente un episodio si può dare, no, certamente si può dare, bisogna capire un po' qual è la motivazione della coppia arbitrale, in particolare del signor Fronte, che ha segnato il penalty, poi realizzato splendidamente da un cecchino come Federico Ambrosio. Attenzione, perché adesso si infiamma la partita, 3-2, si riaprono i giochi qui al Paladante con Platero, adesso in possesso di palla per il Forte con il tiro di Ambrosio, la respinta ancora di Bruno Sgaria, Martinez va a recuperarla proprio sull'angolo, la pallina. Sì, intanto abbiamo un po' consultato il regolamento al volo, perché questi sono un po' episodi al limite. Allora, il regolamento parla chiaro, in questo caso dice che un uomo all'interno della lunetta del portiere non può in alcun modo toccare palline. Ecco quindi che anche se involontariamente il fallo c'è, il rigore è giusto, è giustamente assegnato dall'arbitro Filippo Fronte di Novara. Attenzione adesso al doppio tentativo per il Forte dei Marmi, chiama ovviamente il time out, adesso ecco qui il replay, vediamo della lunetta, viene colpito Mattia Cocco, che era all'interno della lunetta, il regolamento parla chiaro. Sì, hanno protestato i giocatori del Breganze, poi quando è arrivata la spiegazione si sono, diciamo, tranquillizzati. Infatti noi non capivamo sul momento, siamo dovuti andare a controllare rapidamente, il regolamento, perché è chiaro, non è che capita tutti i giorni che un giocatore di schiena si becchi la sfera. Onestamente è la prima volta che lo commento, un fallo del genere non mi era mai capitato. Intanto ricordiamo anche i time out sono 2 per ogni tempo, uno per squadra da 1 minuto, e poi un mini time out, chiamiamolo così, ancora disponibile per ognuna delle due squadre da 30 secondi. Adesso è stato chiamato il time out dal Breganze con Diego Mir, che sicuramente avrà voluto mettere un po' a registro anche per questa pressione che stava portando il Forte dei Marmi proprio sul Breganze. 3 minuti e 34 secondi da giocare in questo primo tempo, e sicuramente per il Breganze sarebbe importantissimo poter andare al riposo in vantaggio. Attenzione intanto Michans, il tiro che però viene sporcato proprio da Maremani, parte Platero in velocità, Platero, attenzione che il Forte rimane in possesso di pallina. Si preferisce tornare verso il centro della pista con ancora Platero a smerciare la pallina nera, come direbbe il buon Tomba, la pallina vulcanizzata.
attenzione in avanti, riesce a girarsi per un attimo Casas. Era Ambrosio, scusami, sì, non Casas. Ambrosio era stato capace per un attimo di girarsi, non è arrivato al tiro. Martinez però, siamo già dall'altra parte, tiro di Martinez, una selva di gambe, pallina che viene sporcata, quindi si può ricominciare dall'altra parte adesso con Burgaia, pallina dietro verso Maremani. Attenzione che adesso la pallina viene invece recuperata da Capitan Cocco, che però non riesce ad avere un buon controllo. Ambrosio viene fermato, proprio marcato da il suo ex compagno Mattia Cocco lì davanti, quindi Forte che deve ricominciare a tessere la tela dell'azione offensiva. 2 minuti ancora da giocare con Ambrosio, possesso di pallina per Forte dei Marmi, pallina viene messa dentro, poi sulla ribattuta c'è la parata di Bruno Sgaria. Forte che sta spingendo tantissimo in questo momento, alla fine proprio di questo primo tempo. Il Braganza che fa fatica ad uscire dalla sua metapista. Attenzione, prova un alza e schiaccia adesso. Ambrosio che è rimasto a terra, uno scontro penso con Sgaria. Tanto attenzione dall'altra parte, perché Mitianza è arrivato vicinissimo alla rete, ha coperto bene il proprio palo Riccardo Ognata. Siamo dall'altra parte con Burgaia dietro porta che cerca ancora di imbastire, riparte il Forte dalle retrovie con Platero e poi ancora Ambrosio. Ultimi 90 secondi di gioco tra Braganza e Forte dei Marmi, con il Braganza che sta spingendo con Platero in avanti. Adesso la pallina che arriva lì dalle parti di Ambrosio, pallina alta, quindi si dovrà ricominciare con una pallina per Braganza. 1 minuto e 22 secondi alla fine del primo tempo, risultato in bilico qui al Pala Dante di Trissino, semifinale di Coppa Italia. Ricordiamo che in finale c'è già il Sarzana di Alessandro Bertolucci, che ha battuto proprio i padroni di casa del Trissino nella semifinale che si è giocata prima di questa partita. Qualche problema forse al pattino per Burgaia. Marti Casas. Avevo visto che era Burgaia che tirava sul pattino probabilmente, o ha avuto qualcosa. Può ricominciare comunque la partita con Forte che si prova il taglio, pallina che viene toccata per un attimo da Cocco, quindi si ricomincia dalla retrovia con Platero, ancora al centro della pista. Braganza che non cerca la pressione sul portatore di palla. Burgaia dalla distanza, pallina che va nell'angolo e scadono i 45 secondi. Ultimo giro quindi di orologio per questo primo tempo tra Braganze e Forte dei Marmi, con Braganza in possesso di pallina. Potrebbe tentare di tenere pallina fino a quanto gli è possibile il Braganza per arrivare a dare meno possibilità, invece preferisce andare al tiro Michans. 34 secondi da giocare ancora in questa prima frazione. Ultimi 30 secondi con il Texido che è in possesso di pallina per il Braganza. Lungo balaustra, va a cercare Cocco viene pressato, riesce in qualche maniera a darla ancora a Texido. Michans dalla distanza, tiro di Michans, attenzione perché viene subito stoppato. Ultimi 15 secondi, vediamo cosa si inventerà adesso la squadra di Pierluigi Bresciani per arrivare a portare l'ultimo pericolo dalle parti di Bruno Sgaria. 6 secondi, pallina che viene recuperata dal Braganza, prova il tiro Cocco, un buon taglio, non ci arriva Michans e si conclude qui quindi la partita, il primo tempo tra Braganze e Forte dei Marmi. Un Braganze che è in avanti per 3-2 grazie alla doppietta di Texido e Muglia, dall'altra parte Burgaia e Ambrosio su rigore. Partita equilibratissima, Gabriele. Partita equilibratissima tra due squadre che stanno dando spettacolo senza lesinare nel conservare le forze, perché è chiaro man mano in tutto questo primo tempo si è visto come entrambe tengano a questa finale e non lasciano spazio proprio all'avversario, le due difese, quindi o premono un po' di più sull'acceleratore oppure appunto una delle due avrebbe dovuto cedere terreno all'avversario, cosa questa che non è ammissibile in una semifinale di Coppa Italia.
E quindi durante la conclusione del primo tempo abbiamo due ospiti qui in tribuna stampa. Partirei con il finalista di questa sera. Vieni qua, Presidente, a favore delle camere. Presidente, felicissimo dopo una finale conquistata, la prima della storia del Sarzana, una grande emozione. Ho pianto come un bimbo, ho pianto per mezz'ora, perciò potrei emozionarmi ancora ora, non è che sono immune ad emozionarmi. Come ho detto, regaliamo sogni, è una squadra nata per salvarsi, ma davvero. Ci davano nelle quelle che giustamente dovevano retrocedere, nelle 4 o 5 che avevano lottato fino in fondo per retrocedere. Siamo ormai dentro i playoff, ci andiamo a giocare una Final Four di Coppa Cersa igualata la settimana prossima con un gol di vantaggio ottenuto a Sarzana, e oggi siamo in finale di Coppa Italia, che devo dire, è un sogno, no? Regaliamo sogni, basta. Sono contento così, guarda, non ho altro da dire. Una squadra che è stata sempre un crescendo in questi ultimi anni e che è riuscita anche a scovare quelli che sono giocatori tipo i Pinazar, tipo Rampuia, che sono due giocatori straordinari, che sono stati proprio presi dal Sarzana e che sono stati valorizzati tantissimo da Alessandro. Guarda, Rampuglia lo conoscevano in tanti, non sono stato io a scovarlo, è da quando è bambino che è un fenomeno in Argentina. Lì è stata la famiglia e Alessandro Bertolucci che l'ha portato a Sarzana. Lui è il nipote, ha 2 zie, il pedigree, se fosse un cavallo sarebbe venduto bene bene, perché i suoi zii sono Pancito Velasquez e Mariano Velasquez, che sono i fratelli di sua mamma, perciò il pedigree è buono. Invece quell'altro è veramente una scoperta, ce ne avevano parlato, ma sai, andare a prendere un'Argentina a Buenos Aires fa sempre un po' di effetto. Invece aveva fatto un ottimo mondiale nel 2019, Alessandro ha visto le partite e gli è piaciuto, l'abbiamo preso, è veramente un ragazzo meraviglioso. Lui è un ragazzo che, come dice Alessandro, ogni partita cresce sempre di più. Grazie Presidente e auguri per domani la finale. Auguri, dove fare ma siamo in fascia protetta, non posso fare niente, perciò lasciamo perdere, ok? In bocca al lupo, grazie. Comunque complimenti per la squadra, mister. Enrico Stevan invece il volto relativamente nuovo, ma diciamo nuovo, di questa nuova Lega, quindi la Lega che ti elegge Presidente. Spiegami questo progetto. È partito tutto molto prima di me, diciamo, perché già da 1 anno e mezzo fa i presidenti di Serie A si erano cominciati a ritrovare per discutere un po' di qualche problematica, si sentivano, tra virgolette, non più tanto rappresentati dalla Lega che c'era allora, e hanno cominciato a fare delle discussioni, a ritrovarsi, e si sono veramente uniti in un gruppo coeso. Poi la storia è andata un po' avanti, hanno cominciato a dire che forse dovevano restare nella Lega, e al che Bassano ha fatto un passo indietro in quel momento per altre scelte, e nel momento in cui le altre 13 avevano deciso di entrare comunque in Lega per cercare di proporre un nuovo management, mi è stato chiesto di rappresentarli. Io, guarda, è stata una sorpresa, perché io sono già 4 anni che sono fuori dall'hockey, e il motivo veramente di orgoglio, ci ho pensato su, ne ho discusso con la famiglia, ho parlato un po' con i miei amici collaboratori e ho deciso di dare la mia candidatura, e adesso siamo qua che è nata questa Lega Italiana Hockey Pista, che si prefigge un po' di rimettere un po' al centro dell'attenzione i club e le loro esigenze. È ovvio che ci sarà un sacco di lavoro da fare e non lo potremo fare da soli, ma l'intenzione è quella di farlo ovviamente con la federazione, con la quale abbiamo già aperto un canale e abbiamo fatto già degli incontri, abbiamo cominciato a discutere dei programmi per il prossimo anno, ci siamo già incontrati anche con il presidente Araku,
L'associazione, la nuova Lega, non è ancora ufficialmente riconosciuta dalla federazione, in quanto il loro statuto prevede ancora delle modifiche, così, però il presidente Aracu mi ha chiamato anche 3 giorni fa dicendo di andare avanti tranquilli, che per loro politicamente siamo a posto e possiamo continuare a lavorare con loro. Sicché noi siamo adesso in 12 perché tanto ahimè, il Breganze purtroppo ha fatto un passo indietro per ora, spero di convincerlo, e poi credo che con il lavoro che cominceremo a fare, credo che potrà magari rivedere la sua posizione. Quali sono i primi passi che vorresti svolgere all'interno della Lega e cosa vorresti portare? Allora, come primo passo dobbiamo discutere con la federazione di alcuni aspetti fondamentali che riguardano le durate dei campionati, che a detta dei presidenti sono troppo corti. Ci sono alcune squadre che iniziano tutti uguali, ma a fine marzo qualcuno ha già finito di giocare. Dobbiamo trovare dei modi per dare continuità a queste attività, altrimenti si sta troppo fermi. Cercare di fare dei lavori mirati nelle società per dare una mano a sviluppare ancora di più il settore giovanili, che sono fonte inesauribile di nuovi talenti, anche perché le risorse che ha Breganze, stavo dicendo, ma che hanno tutti in Italia sono veramente enormi. Le squadre italiane si stanno dimostrando che in Coppa stanno combattendo per passaggi del turni in Coppa dei Campioni contro corazzate che hanno il calcio alle loro spalle, che li mantiene con budget esagerati. Sicché presidenti come Maurizio, ma come lo stesso Antonello, o come tutti gli altri presidenti che sono stati presenti qui, fanno sforzi enormi per tenere queste squadre a questi livelli. È giusto che anche per loro torni indietro qualcosa in termini di visibilità, sicché i nostri passi saranno anche lavorare in collaborazione con la federazione o anche in nostra autonomia per cercare di dare sviluppo maggiore e visibilità a questo sport. Ci sono già strutture abbastanza adeguate, vedo, perché abbiamo cominciato con queste finali a far vedere delle partite in diretta anche in chiaro, e speriamo di poter riallacciare anche qualche contatto con Mamma Rai, perché sarebbe molto importante per il nostro movimento. Infatti, da un punto di vista proprio della visibilità, un grande evento qui a Trissino con le dirette televisive, e abbiamo visto i replay, interviste a metà partita, intervista pre e post partita. Sicuramente un hockey che comunque vuole ritrovare il suo ruolo di dignità di uno sport che non può essere considerato minore. Direi proprio di no, perché alla fine abbiamo visto ieri, abbiamo visto oggi, i palazzetti si riempiono quando ci sono partite di questo tipo, perché questo sport qua è meraviglioso. È vero che noi siamo di parte, Ivo, perché noi siamo veramente appassionati di questo sport da tanti anni, ma vedere una partita di hockey di questi livelli in TV è una cosa che riempie veramente il cuore, e io credo che se riusciamo a fare avvicinare la gente a vederla un po' di più, dobbiamo renderlo ancora maggiormente un prodotto fruibile per tutti. Questi esperimenti e queste innovazioni che sono state fatte con queste attività che state facendo voi sono perfette, perché danno la possibilità alla gente di casa cominciare a vederne un po' di più. Andare in chiaro è già un grande passo, i prossimi dobbiamo fare ancora di più, strutturare meglio ancora tutte le società con le infrastrutture e cercare di riavvicinare i grandi media al nostro sport. Grande, grazie Enrico Stevan e auguri per il tuo nuovo ruolo. Grazie. Ritorniamo quindi in diretta dal Paladante dopo aver sentito due protagonisti anche del futuro della Lega per quanto riguarda Enrico Stevan e del presidentissimo Corona, il quale è rimasto ovviamente colpito nella prima finale. Immagino la gioia che ci sia in questo momento a Sarzana. Intanto le formazioni si stanno ricollocando all'interno del rettangolo di gioco. Che secondo tempo ti aspetti, Gabriele?
Beh, innanzitutto il Forte dei Marmi dovrà cercare fin da subito di ritrovare gli spunti offensivi più appetibili, cosa che per una fase del primo tempo aveva smesso di tentare, cercando invece di gestire il possesso e di allargare le maglie della difesa breganzese, una tattica poi rivelatasi errata, perché innanzitutto sull'1-0 la situazione era ancora molto in bilico e poi si è risvegliato il Breganze, prima con Muglia in contropiede e poi soprattutto con 2 gran gol di Gerard Tessido. Il Forte ha avuto l'occasione di riaccorciare con Ambrosio sul penalty e adesso, con il risultato ancora tanto in bilico sul 3-2, deve imporre in questi primi minuti di secondo tempo la propria potenza offensiva e anche quella qualità in più a livello di singoli giocatori che sulla carta la squadra di Bresciani può vantare. Dall'altra parte il Breganze non può permettersi di adagiarsi sugli allori, fare lo stesso errore che ha fatto il Forte nel primo tempo e cercare di difendere gestendo poi i vari possessi. Deve cercare di allungare il proprio vantaggio anche in virtù del fatto di, come dicevi prima nel primo tempo, che il Forte forse l'unica maniera che riesci a prenderlo è proprio nei contropiedi. Esatto, cioè chiudersi bene in difesa ma con l'obiettivo di ripartire in velocità. Andiamo subito quindi in cronaca diretta per questi ultimi 25 minuti di semifinale tra Breganze e Forte dei Marmi. Il risultato, si parte dal 3-2 del primo tempo, parte Forte dei Marmi con Motanan che prova subito a dare il suo, ha scambiato con Burgaia, quindi adesso Platero in possesso pallina, Platero nell'angolo con Martinez a marcarlo stretto, ancora Motanan, si ritorna al centro della pista con il Forte dei Marmi che tenta ancora di entrare, si prova Burgaia, il tiro però non riesce ad avere potenza e quindi Breganze che butta in avanti pallina. Ecco, queste sono magari scelte da non perseguire già al 24esimo, buttare via così palline. No, perché si può fare quando una squadra è in inferiorità numerica per cercare di allontanare il possesso avversario dalla propria porta. In questa fase era molto meglio cercare di gestire e, come dicevo prima, riproporsi in avanti magari in velocità. Intanto attenzione, la botta di Platero respinta da un attento Bruno Sgari e può ripartire il Breganze con la dovuta calma adesso, perché attenzione, pallina persa però da Michans, possibile contropiede, ritorna molto bene però Martinez con le lunghe leve riesce a tornare in difesa. Sì, un giocatore un po' a tutto campo Martinez in questa partita, ma anche ieri contro il Valdagna ha fatto veramente una grande prestazione, un ruolo di tuttofare, non solo terminale offensivo. Mi dà l'idea questi primi secondi Breganze, vedi, vuole rallentare il ritmo, cercare di allargare un po' la retroguardia rossoblù. Mir forse sta cercando di anche fare un po' esasperare gli animi del Forte dei Marmi. Non so quanto questa tattica poi possa effettivamente ripagare, perché i giocatori del Forte sono comunque anche abituati a reggere una certa pressione, insomma giocano ad alti livelli anche a livello europeo, l'hanno dimostrato in questa stagione, sono già tra l'altro qualificati ai quarti di Eurolega, esatto. Adesso infatti ha ripreso possesso il Forte dei Marmi, un altro possesso un po' sprecato dal Breganze in questo avvio di ripresa. Attenzione, prova a ripartire in velocità Teixido. Ora Teixido fino alla fine, Teixido è incredibile, è una belva stasera, Gerard Teixido, una tripletta fantastica. Questo è il contropiede, il famoso contropiede di cui parlavamo prima, gestito molto bene qui dal Breganze. La difesa Forte Marmina non è andata con il fisico a fermare il portatore di sfera. Teixido ha saltato con anche troppa facilità uno come Motaran, eccolo qui. E poi soprattutto l'ha infilata nel pertugio, incredibile. Qui Ignata poteva far poco, aveva Casas davanti, vedi, non l'ha neanche vista partire, non è riuscito a impostarsi bene sul palo, si è anche un po' forse arrabbiato con il compagno di squadra. E quindi Gerard Teixido subito in inizio di secondo tempo porta a 4 le marcature del Breganze. Forte dei Marmi che adesso dovrà tentare di aumentare ancora di più la pressione sulla squadra veneta per cercare di portare, di avvicinarsi con il risultato. Ci prova subito Platero, adesso prova ad allargare Casas, attenzione, la palla sfila però alla sinistra di Sgaria, un taglio ancora di Platero, non c'è nessuno però a raccogliere. Burgaia la raccoglie comunque la pallina per il Forte dei Marmi. Burgaia dietro porta di Bruno Sgaria, Burgaia tergiversa ancora, Burgaia può ripartire Michans ancora per Teixido.
tiro di Texido, questa volta si alza la pallina, va nell'angolo, può essere recuperata ancora da Burgaia, può ripartire Forte dei Marmi a ritessere la trama offensiva, la squadra di Gigi Bresciani. Attenzione, Motaran, qualche problema con la pallina, riesce comunque a recuperarla verso il centro della pista. Platero ne ha 3 davanti, niente da fare, prova comunque a sfondare al peggio con Michans che riesce a recuperare pallina. Martinez, pallina che sorvola alla sinistra di Richignata, ancora Martinez. Attenzione, il Breganze adesso a manovrare sul tre quarti del Forte dei Marmi. Cocco ancora allarga, Martinez lungo balaustra ancora per Ganar. Texido prova a entrare, Texido dietro porta di Richignata, Texido dietro per Mattia Cocco, quindi ancora per Martinez prova in velocità, è costretto ad andare nell'angolo. Platero lo disturba, riesce a togliergli pallina e quindi si ridistende Casas al tiro fuori dallo specchio della porta, pallina che comunque viene recuperata. Motaran ancora per Platero, Forte dei Marmi con chi insiste, prova ancora Burgaia, il taglio però era girato di spalle, Casas non se ne accorge. Martinez è tutto solo in mezzo a 4, preferisce ovviamente tornare indietro. Intanto Muglia rientra in pista per il Breganze, Muglia subito al taglio per Michans, non riesce il tap-in, la deviazione di Michans, grande occasionissima ancora per il Breganze, con Platero adesso a rimettere in gioco pallina con Casas, ancora largo per Motaran. Platero, vie centrali tutte chiuse per il Forte dei Marmi, deve cercare attenzione, intanto perde un'altra pallina là dietro, ancora Motaran, 5 secondi di antigioco, perché ricordiamolo Gabriele come funziona il discorso delle palline. Beh, è semplice spiegarlo, una squadra quando inizia la propria azione può uscire dalla propria metà campo entro 10 secondi, poi può rientrare e rigestire il possesso nella propria metà campo soltanto per 5 secondi. Dopo i 5 secondi ovviamente il possesso passa alla squadra avversaria. Torniamo in cronaca diretta con il Breganze, ancora in possesso di palla, Cocco allarga, Michans prova ad andare lungo balaustra, Motaran, attenzione proprio al centro, c'è l'ex Muglia che aveva subito forse una spinta al centro dell'area, l'arbitro ha fatto comunque proseguire Muglia, adesso prova ancora per vie centrali, messo dietro porta, ma c'è Casas subito in pressione su di lui. Muglia non riesce a girarsi, quindi preferisce scaricare dietro ancora verso Michans, quindi Cocco va a scambiare Martinez. È chiaro che il Breganze ora può anche permettersi di non andare direttamente in porta, perché il doppio vantaggio ovviamente mette sulle spine un Forte dei Marmi che in questo momento si vedrebbe totalmente fuori dalla Coppa Italia, verrebbe eliminato a un passo dalla finale. Intanto Ivo, segnaliamo che questa sera, in cui il campionato di Serie 1 è fermo per la Coppa Italia, c'è una partita in realtà che si gioca, che si è giocata, che è Sandrigo Vercelli, terminata sul 3-0 per il Sandrigo, il fanalino di coda di questo campionato, e quindi guadagna 3 punti comunque importanti. 3 punti quindi per il Sandrigo, per sperare ancora nella salvezza. Andiamo in cronaca diretta, il numero 57 Platero che si prova, scarica la pallina verso ancora Burgaia, il tiro di Burgaia fuori dallo specchio della porta, adesso c'è Michans in possesso di pallina per Breganze, Michans portato all'angolo, c'è subito altissima la pressione ai giocatori di attenzione, perché adesso c'è stato un aggancio anche qui, forse era sanzionabile con cartellino blu. L'arbitro per ora ha dato soltanto fallo di squadra, vedremo se la regia ci riproporrà il replay. Eccolo qua, vediamo un po'. Michans, e la stecca va tra le gambe di Michans, non so, il tocco non sono riuscito a vedere benissimo, no, è un po' perché ci sono ovviamente degli altri giocatori davanti alla nostra telecamera.
Pensatevi voi, quindi cari telespettatori, siamo in difficoltà noi con il replay, gli arbitri che sono in diretta, quali difficoltà possono avere a gestire questo tipo di gioco. Ora Forte dei Marmi deve tentare il tutto per tutto, 17-16 alla fine di questo secondo tempo, Braganza avanti di 2 reti con Muglia, adesso ancora Muglia, in questo caso viene assegnato un fallo proprio di Muglia, attenzione, intanto Platero entra fino alla fine, poi la porta si sposta, quindi l'arbitro chiama l'attenzione per rimettere la porta nella giusta posizione. È stato dato inizialmente, prima dicevo, un fallo di squadra al Braganza, il 6º fallo di squadra del Braganza, 5 invece quello del Forte dei Marmi. Qui Platero era entrato, aveva spostato ovviamente la porta e quindi l'arbitro ha dovuto interrompere il gioco. Il Forte dei Marmi che cerca di spingere con ogni stilla di forza che gli è rimasta sull'acceleratore, ha ancora 17 minuti. Sappiamo quanto nell'occhio su pista 2 gol non siano niente. È chiaro che la squadra di Bresciani deve forzare. Intanto attenzione, qui Ambrosio prova con una mano, il tiro accompagnato va al lato e quindi può ripartire Lucas Martinez. Grandissima la pressione dei giocatori del Forte, e qui un fallo di squadra netto un fallo di squadra che si è posto un blocco irregolare. Qui si lamenta Martinez e Cocco, vorrebbero il cartellino blu. Bresciani anche si lamenta, non so se riteneva il blocco del proprio giocatore regolare, però qui Ambrosio si pone in movimento contro la traiettoria di Martinez, schiacciandolo un po' contro la balaustra. Fallo di squadra che ci sta. Sì, un classico fallo comunque appunto da gioco a balaustra. 6-6 quindi falli di squadra per entrambe le formazioni, con Braganza che adesso può andare a manovrare pallina dal Santo in balaustra verso Mattia Cocco, quindi entra anche Stefano Dal Santo in pista per gli uomini di Diego Mira. Adesso ci sarà ovviamente anche il gioco delle attenzioni, viene segnato un altro credo fallo di squadra forse per un blocco, infatti viene segnato un 7º fallo di squadra al Braganza per un blocco. Braganza che si sta avvicinando pericolosamente ai 10 falli di squadra. Dovrebbero forse gestire un po' meglio anche il discorso dei falli di squadra, che è facile dirlo della tribuna stampa. Beh certo, quando una squadra come il Forte dei Marmi preme e cerca di sfondare le tue linee difensive, difficilmente riesci a fermarla senza commettere qualche fallo. La cosa che è un po' particolare è che gli ultimi 2 falli di squadra il Braganza li ha commessi all'offensiva, cioè in fase d'attacco. Questi sono falli ovviamente evitabili, quindi bisogna anche calibrare bene questo dato, che può essere una chiave importante per la partita, anche perché qualora il Forte riuscisse ad accorciare le distanze prima del 10º fallo, allora a quel punto sì, il tiro diretto sarebbe veramente di un'importanza eclatante, altrimenti comunque potrebbe essere un'occasione importante per la squadra di Bresciani proprio per riaprire i giochi di questa partita. Attenzione intanto alla pallina che viene recuperata da Montalan in velocità. Montalan prova la staffilata che va fuori alla destra alla porta di Bruno Sgaria, dall'altra parte invece il tocco di pattino viene detto secondo l'arbitro di Muglia, e quindi un fallo che dovrà essere rigiocato, pallina che dovrà essere rigiocata dal Forte dei Marmi. Semplice fallo per quanto riguarda il Braganza, 7 ricordiamo i falli di squadra del Braganza, 6 invece quelli del Forte dei Marmi. Attenzione al taglio. E qui bravo Martinez a coprire sull'ingresso di Casas, perché questo è uno schema tra Casas e Bulgaria che spesso funziona, perché è velocissimo il giovane catalano per entrare in area e intercettare la pallina. Martinez in contropiede, Martinez, che cosa ha fatto? Martinez tutto da solo, la mette alla destra di Richignata. Lucas Martinez, che gol! Sì, qui un gol che somiglia per certi versi al gol precedente di Texido. Il palo è sempre quello, contropiede gestito benissimo da Martinez, si è trovato davanti Casas, finta, la Casas ha perso un attimo il tempo per la marcatura, si è defilato qui non proprio perfetto Richignata, stavolta aveva la visuale libera e si è lasciato sorprendere. Infatti Gnata, che è uno che fa anche tanta autocritica, si è un po' arrabbiato sia per la mancata copertura dei compagni, sia soprattutto per non essere riuscito a intercettare questo tiro che ovviamente porta il Breganze a +3 nel risultato. Adesso per il Forte si fa davvero dura contro questo Breganze. Attenzione, perché 3 reti di vantaggio del Braganza contro Forte dei Marmi sono
un patrimonio importante a 14 minuti e 50 secondi dalla fine di questa semifinale. Direi 3 magie, 2 di Texido e 1 di Martinez hanno segnato veramente il passo di questo Breganze. Sì, hanno sorpreso secondo me un po' il Forte dei Marmi, che non se l'aspettava. Intanto qui sfiora il gol che avrebbe potuto riaccendere un po' il lume del Forte dei Marmi. Federico Ambrosio non riesce a impattare l'assist al volo di Marti Casas da dietro porta, quindi il Breganze può ripartire. Adesso veramente, come dicevi te, un tesoretto la squadra di Diego Mir da difendere con le unghie e con i denti, perché il Forte adesso deve giocarsi davvero il tutto per tutto. Bresciani non può permettersi un passo falso in questa fase di gara. A 14 minuti e 11 secondi in questo momento deve cercare il prima possibile di accorciare le distanze. Partita che è senza appello, questa la semifinale di Coppa Italia. Intanto il tiro dalla distanza del Forte dei Marmi, pallina che esce dallo specchio della porta e può essere recuperata da Platero, centro della pista, sempre in pista il gladiatore Forte Marmino. Dall'altra parte Martinez riesce a recuperare pallina. Guardate subito che tipo di pressione già Burgaia nelle tre quarti. Attenzione a Martinez, deve velocizzare lo scarico. Adesso però il 2 contro 1, prova Texido il tiro di ritorno. Deve fare questo gioco il Forte dei Marmi, alzare la linea del pressing, andare a cercare di rubare pallina al Breganze addirittura nella sua area di rigore, e anche lasciando un solo giocatore dietro a difendere, perché comunque Richignata è un ottimo portiere, può dare quel tipo di sicurezza. Adesso il Forte non può permettersi di tergiversare. 13 minuti sono tanti, ma sono anche pochi in una semifinale così tesa e, come dicevi tu Ivo, senza appello. Chi perde va a casa, e per il Forte dei Marmi è chiaro che ha come Coppa Italia uno dei suoi obiettivi stagionali. Sarebbe ovviamente un brutto smacco, specialmente dopo aver battuto nei quarti un avversario di altissimo livello come il CGC Viareggio. E proprio in queste occasioni nelle quali per la squadra che è una grande ancora deviazione, un tap-in, in queste occasioni che per la squadra che sta vincendo il tempo non passa mai, per la squadra invece che sta perdendo il tempo sembra correre più veloce. È incredibile, queste sono le emozioni che si respirano qui alla semifinale di Coppa Italia. Breganze Forte dei Marmi, e con il Braganza avanti 5-2, 12 minuti e 25 secondi alla fine. Però la pressione del Forte dei Marmi, che è aumentata, ovviamente non può Forte dei Marmi farla concludere così, dovrà cercare Bresciani il tutto per tutto. Dall'altra parte però Diego Mir non è tanto d'accordo, e quindi saranno 12 minuti tutti da vivere con passione. Ci prova subito Casas, la passa dietro per Burgaia, noi siamo al limite dei 45 secondi. Brava quindi la squadra anche di Diego Mir. Arriva però il tiro di Ambrosio con il gambale, riesce a parare Bruno Sgaria, viene chiamato il time out anche per rompere un po' quelli che sono gli equilibri e rompere un po' anche quella che è la spinta che in questo momento sta diventando veramente importante del Forte dei Marmi. Sì, è un pressing, deve essere un pressing ossessivo, un po' un assedio nell'area breganzese. Il rischio ovviamente è quello di scoprire anche tanto il fianco all'avversario, un avversario che proprio sui contropiedi, prima con Texido e poi con Martinez, si è dimostrato letale a dir poco, e quindi chiaro si assume questo rischio il Forte dei Marmi, ma o fa così o di fatto può anche uscire dalla pista e tornarsene a casa. Quindi questo deve essere il tipo di gioco che i rossoblù di Pierluigi Bresciani devono tenere di qui a questi ultimi 11 minuti e 58 secondi. Bresciani ha chiamato un time out intelligente qui il tecnico Forte Marmino, perché deve dare una disposizione tattica precisa alla squadra. Sta spiegando insomma a Ambrosio Platero, e ha inserito anche Cinquini, uno che comunque ha nelle sue caratteristiche un potente tiro dalla distanza. Potrebbe anche essere questa una possibile soluzione. Certo Cinquini, è che se non sbaglio è la prima volta che entra in pista in no, era entrato anche nel primo tempo. No, era entrato anche nel primo tempo dopo Maremmani. Stavolta invece è lui a inaugurare, diciamo, la girandola di cambi. Intanto è stato chiamato un ingaggio, quindi si ripartirà con una palla 2 dal vertice dell'area breganzese. Palla 2 quindi nel vertice sinistro della porta di difesa da Bruno Sgaria. Pallina che viene recuperata proprio da Cinquini per quanto riguarda il Forte dei Marmi. Dietro porta Ambrosio ancora, ma è affrontato da Del Santo. Tiro, riesce in qualche maniera Ambrosio. Attenzione al contropiede, 2 contro 1. Stefano Del Santo tutto solo davanti a Richignata, niente da fare. Però attenzione, siamo già dall'altra parte. E ovviamente adesso è la partita che si innalza,
di ritmo, ma forse è stato Ambrosio adesso sul tiro. Sì, ha fatto un favorone a Bruno Sgaria perché il portiere era sull'altro palo, Casas aveva incrociato benissimo con questa staffilata, intanto la parata di Sgaria che era quasi stato sorpreso da questo tiro dalla distanza, è riuscito a pararlo con i gambali, a alzarlo sopra la traversa, quasi un colpo di reni calcistico se vogliamo. Attenzione perché il Forte continua, adesso si lamenta Platero di un tocco di pattino. L'arbitro fa proseguire con Michans all'angolo. Ma la rapidità di Casas che in copertura ha superato Michans, è dato a prendersi questa sfera all'angolino, può ripartire quindi il Forte dei Marmi con Cinquini e proprio Casas. Quindi adesso ancora Cinquini e Platero al centro della pista, con ovviamente Ambrosio che tenta di posizionarsi e dare fastidio al centro dell'area. Attenzione perché Platero riesce ad arrivare fino in fondo per vie laterali, poi la pallina si alza, rimane comunque nelle sfere, nelle stecche dei toscani la pallina, adesso però viene recuperata Platero, attenzione nei confronti di Martinez. Solo fallo di squadra anche in questo caso, gli arbitri non estraggono il cartellino, andremo a vedere se c'erano gli estremi oppure no, oppure se gli arbitri hanno deciso correttamente. Vediamo qui Martinez con la sfera, Platero cerca di andare a togliere la sfera, qui non è a gancio, certo è che il contatto tra la stecca e il corpo, intanto qualche scintilla in campo c'è. E un nuovo fallo di squadra per il Forte che adesso supera il Breganze in negativo in questo caso. 8 i falli di squadra a carico del Forte dei Marmi, lo vediamo anche con la nostra grafica, 7 a carico del Breganze. E quello che dicevamo prima, adesso inizierà ad aumentare anche quella che è la pressione, i nervi. Ovviamente qui ci si gioca tutto, partita senza appello, 10 minuti e 25 secondi alla fine di questo secondo tempo, tutto da giocare, la pressione del Forte dei Marmi, i giocatori del Breganze che stanno cercando in qualche maniera di contenere la furia dei giocatori di Pierluigi Bresciani e mantenere intatto questo piccolo tesoretto di 3 reti di vantaggio, 5-2 infatti qui è il risultato, grazie alle reti nel primo tempo di Muglia, quindi tripletta di Teixeira, Martinez dall'altra parte, Burgaia e quindi Ambrosio su rigore per quanto riguarda il Forte dei Marmi, un Forte che ovviamente adesso ormai lo abbiamo ridetto più volte, sarà costretto in qualche maniera a cercare di accorciare le distanze su questo Breganze, un Breganze che può ovviamente approfittarne. Attenzione perché adesso scivola Michans e non è riuscito ad approfittarne efficacemente Cinquini, anche lui sorpreso da questa scivolata dell'avversario. Riparte comunque il Forte dei Marmi a cercare di gestire la sfera con Platero che va a commettere però il 9° fallo di squadra, e questa attenzione perché può essere un dato molto molto importante. Il 9° fallo di squadra vuol dire essere a un passo dal subire un eventuale tiro diretto, e per il Breganze un tiro diretto, per come è adesso la situazione e per il tempo che rimane, potrebbe anche essere qualcosa di determinante per questa partita. Assolutamente sì, con Teixeira intanto in possesso di palla per il Breganze, portato all'angolo. Adesso arriverà anche il raddoppio di marcatura, infatti arriva immediatamente con Cinquini che riesce ad portare in avanti la pallina per Forte dei Marmi. Cinquini dietro porta di Sgaria, Cinquini ancora apre, riesce con Platero, ancora Cinquini prova ad allargare, pallina ancora verso Casas, tiro di Casas, rimane lì, cosa per poco non ne approfitta Ambrosio che poteva schiacciarla dentro porta di Bruno Sgaria. Martinez dall'altra parte, ma subito grande Platero nel suo recupero di pallina. Rimango sempre un nostalgico di Platero, di quando era al Breganze, giocatore di assoluto valore. Con Michans intanto adesso in possesso di pallina, 9 minuti ancora da giocare in questa semifinale, 5-2 il risultato. Martinez possesso di pallina, ancora Platero instancabile, va al raddoppio, Ambrosio che riesce a prendere pallina ma poi anche a riperderla con Teixeira. Adesso vero protagonista per quanto riguarda il Breganze, 2 sue magie, anzi 3 magie, ed è stato capace di portare il Breganze sul 4-1, poi è arrivato, anzi sul 4-2, poi è arrivata anche la rete di Martinez. Intanto arriva l'8° fallo di squadra per il Breganze, quindi ci stiamo avvicinando da una parte e dall'altra al 10° fallo di squadra. È proprio il discorso che facevamo all'inizio, Gabriele, di quanto
importanti sono anche questi falli di squadra. Da una parte e dall'altra potrebbero o riaprire la partita o chiuderla definitivamente. Sì, esattamente, è una lettura perfetta, una disamina perfetta di questo incontro. Falli di squadra potrebbero pesare tanto, certo peserebbero, secondo me peserebbe molto di più un gol realizzato dal Breganze sul 10° fallo Forte Marmino, perché sul 6-2, quando mancano al momento 8 minuti e 29, potrebbe essere davvero dura anche per una squadra come il Forte Marmi riuscire a raddrizzare e magari trascinare ai supplementari questo incontro, mentre dall'altra parte il Forte vede quel fallo di squadra che dista 2 falli, vede quel tiro diretto che dista 2 falli di squadra, ovviamente a carico del Breganze, come un orizzonte di speranza. Certo è che se è solo quella l'occasione da sfruttare non basta, perché sono 3 le reti da recuperare, serve maggiore concretezza da parte del Forte Marmi e maggiore soprattutto serve quello guizzo del grande campione, quello che per il momento al Forte è mancato. Magari il Breganze è riuscito a dimostrarlo con quelle giocate di Texido e poi l'ultima di Lucas Martinez. Forse ci aspettavamo Casas e invece è arrivato Texido che oltretutto partiva con un handicap di un infortunio prima di questo inizio di Coppa Italia. Sì, Casas sicuramente ci aspettavamo un po' il suo guizzo, francamente me lo aspetto ancora, perché lui è uno che quando proprio meno viene calcolato in pista riesce a tirare fuori dal cilindro, insomma, una delle sue magie. Il giovanissimo catalano in forza al Forte dei Marmi. Stessa cosa si potrebbe dire per Burgaia, che qui ci prova e che ha realizzato già una delle 2 reti del Forte dei Marmi. Adesso ci prova Cicquini con questo tiro dalla distanza, un po' in una selva l'area breganzese. Adesso vedi come il pressing si fa veramente ossessivo, al limite del nervoso. Ivo, la partita è chiaro, mancano 7 minuti e 46 in questo momento, o si butta fuori il carattere in questi casi, anche facendoci carico di qualche scorrettezza al limite del regolamento, oppure veramente si sbandiera bandiera bianca. Martinez in possesso di pallina per Breganze, prova a lanciare lungo Bale Austra, Texido, è ancora il tiro dello spagnolo, questa volta non sorprende. Attenzione dall'altra parte, Ambrosio ancora ingaggio a 2, bravissimo qui Sgaria a non farsi sorprendere, che Ambrosio comunque è un condor d'aria, lo sta dimostrando, sta cercando di spizzare ogni assist di compagni, e dalla distanza ravvicinata della porta breganzese ancora il Forte che può gestire dalla distanza con Cicquini che prova la botta. Questo secondo me è quello da evitare, perché tirare da quella distanza siderale si può fare quando mancano 5 secondi, 4 secondi al termine del possesso. Forte non può permettersi di perdere magari sfera e lasciare partire il Breganze in contropiede, deve quantomeno portare a termine l'azione nelle vicinanze di Sgaria, come ha fatto adesso Casas, che riguadagna 45 secondi di possesso. Casas al tiro ancora dalla direzione di Sgaria, ma Sgaria ancora a dire di no. Attenzione, ancora viene un'altra volta deviata pallina proprio di sotto dalle parti di Bruno Sgaria, anche il tiro di Ambrosio, ma adesso praticamente un tiro a segno nella porta del Breganze che cerca di districarsi con Michans ad aprire il gioco. Texido, ma subito vedete il raddoppio, Texido riesce ad andare via, ma poi non riesce a superare anche Ambrosio che recupera pallina. Attenzione perché Michans va a dare una spallata ad Ambrosio, arriva il 9° fallo di squadra anche per Breganze, quindi al prossimo fallo da una parte o dall'altra vedremo la punizione di prima. 6 minuti 44 secondi alla fine di questo secondo tempo, Breganze avanti 5-2, semifinale di Coppa Italia. Forte dei Marmi intanto batte la punizione, Platero cerca di andare dietro porta, prova la giocata Ambrosio. Sgaria che spaccata sulla linea, l'ha bloccata spegnendo le speranze dei rossoblu per questo gol. Intanto attenzione perché Ambrosio ci prova addirittura in tuffo a deviare oltre la linea di porta la sfera. Ancora Burgaia dalla distanza, questo era stato uno dei gol dell'ultima partita del campionato vinta dal Forte dei Marmi in casa del Breganze, con un tiro di Burgaia deviato da Casas a scavalcare Sgaria. Stavolta non è riuscito con Ambrosio, ma riparte il Forte dei Marmi sempre con Burgaia. Tiro di Burgaia che trova una salva di gambe, viene respinto, pallina che comunque rimane nelle stecche del Forte dei Marmi con Montanan intanto che è rientrato in pista per il Forte. Burgaia ancora allarga il gioco, Platero insiste, Forte dei Marmi centrale, prova a girarsi, Casas era riuscito benissimo, ma dall'altra parte rispostona di Bruno Sgaria.
Siamo nell'area, Forte Marmina riesce però a destreggiarsi la difesa dei toscani, ci prova Burgaia e da là ancora il tiro di Platero, si immolano lì davanti alla porta di Bruno Sgaria, ancora Burgaia in possesso palla, Burgaia il tiro deviato, pallina che rimane nelle stecche dei toscani con Platero che prova a entrare, non ce la fa, lo ferma proprio Texido. Martinez in avanti, si porta via un paio di giocatori, resiste, poi va a riprendersi pallina anche Michans, attenzione però perché Texido nell'angolo con 5 secondi che intanto scadono di antigioco e quindi con si riprenderà il gioco con una punizione per il Forte dei Marmi, con intanto un altro time out chiamato da Diego Mir, troppo importante adesso negli ultimi 5 minuti saper gestire questa gara con un prossimo e probabile tiro di prima che dovrà essere assegnato. Sì, adesso il Breganze deve anche un po' cambiare volto, deve riuscire a chiudere, a contenere, a non lasciare più spazi all'offensiva Forte Marmina, che in questi ultimi 5 minuti di semifinale immagino si farà non pressante, di più estenuante dalle parti di Sgaria, che per il momento si è dimostrato quasi ineccepibile, perché ha subito un tiro, quasi un infortunio in realtà, perché l'aveva toccata, e poi un tiro di rigore di un cecchino come Ambrosio che è sempre difficile da parare, e adesso il Forte sta faticando a trovare la via del gol, nonostante ci stia provando veramente con tutte le proprie forze. Vediamo adesso, si ripartirà dalla cuspide dell'area di rigore del Breganze, con Forte dei Marmi che rimette subito in gioco la pallina. Siamo entrati quindi negli ultimi 300 secondi di gioco. Mamma mia che sta affilata Motaran, un missile terra-aria, bravissimo qui Sgaria a intuire la traiettoria, non è mai semplice quando tira Motaran da quella distanza. Assolutamente. Perché poi ha anche tanta precisione Davide Motaran, l'ex capitano della nazionale del CGC Viareggio, nel magari indirizzare questi tiri che sono missilistici all'incrocio dei pali. Quindi con il Breganze in avanti, ancora con il giocatore che rimane intanto a terra, Muglia, in questo caso con Breganze, con Forte che tenta, insiste, ancora il tiro di Burgaia, rimane però lì nei paraggi della porta del Breganze, resiste il fortino rossonero per questo assalto all'arma bianca degli uomini di Pierluigi Bresciani. Michans non riesce più il Braganza a portarsi in avanti, ovviamente non ha nemmeno tutto l'interesse, vedete che sono tutti a difesa della propria area, troppo importante questo risultato, lasciano il giocatore in attacco, fin tanto che riesce a tenere pallina gli altri giocatori rientrano, basta guardare adesso la posizione anche di Michans, molto dietro, cercano di allargare il gioco, cercare di fare perdere tempo ovviamente al Forte dei Marmi, ci prova Muglia che adesso però non riesce a controllare pallina, Casas per il Forte dei Marmi, ancora il passaggio verso Burgaia, Motaran ancora staffilata dalla distanza, trova però Platero in avanti, Motaran chiude di un soffio ancora una volta Sgaria ci mette una pezza. Ancora il tiro di Motaran dalla distanza, cerca anche la bocca da fuoco dalla distanza ovviamente Bresciani per cercare di segnare magari quella rete che potrebbe dare poi la motivazione per andare a cercare il pareggio. Dall'altra parte però finora molto ordinato il Breganze, è già da un po' di minuti che sono a 9 falli di squadra entrambe le formazioni e quindi da entrambe le parti c'è grande attenzione perché come si diceva prima da una parte o dall'altra questo potrebbe veramente significare molto. Sì, Bresciani tra l'altro molto iconico, dalla panchina ha visto Motaran arretrare un po' perché era l'unico, l'estremo diciamo più basso del Forte dei Marmi, e gli ha detto no vai su a spingere, perché evidentemente vuole chiamare tutti i suoi all'attacco, addirittura ha fatto alzare Ambrosio dalla panchina, lo cambia adesso, fa rientrare a respirare Martí Casas e fa rientrare appunto Federico Ambrosio che è il capocannoniere al momento della Serie A1 per quel che riguarda la regular season. Ci prova ancora Ambrosio, pallina che si alza e quindi esce dal rettangolo di gioco, può essere rigiocata da Muglia con Michans, quindi Michans in possesso di pallina per Breganze, ma guardate il pressing che va a metterci subito
proprio Motalan in avanti. Muglia però perde pallina, attenzione perché Ambrosio può partire in velocità, scarica dietro ancora per Burgaia. Burgaia cerca il suggerimento, preferisce scaricare verso Motalan, taglio di Motalan, viene però intercettato in qualche maniera. Attenzione perché pallina che era rimbalzata un paio di volte, forse un po' alta, con Martinez che era riuscito a intercettarla. 2 minuti 24 secondi alla fine di questo secondo tempo. A Braganza avanti 5-2 qui al Paladante, finale che si avvicina per una delle due squadre, con il Forte che cerca ancora Bruno Sgaria, monumentale questa sera Sgaria, in tuffo riesce ad evitare la rete per il Forte con Martinez là davanti. Martinez, scontro, e adesso vediamo. È il 10° fallo a carico del Breganze, e quindi con 1 minuto e 55 secondi Ivo si va a giocare questo tiro diretto il Forte dei Marmi. Vedremo chi avrà il coraggio, perché è un tiro diretto questo che pesa come un macigno. È vero che il tempo è poco, ma riaprire i giochi in questo momento della gara, ricordiamo che quando si scende sotto il minuto anche il portiere può uscire, andare in panchina e lasciare 5 giocatori di movimento in pista, gli ultimi secondi in realtà della partita. Questo potrebbe essere davvero un momento chiave dell'incontro. Se qui Sgaria alza la muraglia, o come si suol dire chiude la saracinesca in un modo o nell'altro, se riesce a difendere la propria porta da quello che pare Federico Ambrosio, sembra che si carichi di questo tiro diretto, sì. Allora per il Forte le luci potrebbero anche spegnersi definitivamente. Tiro importantissimo, quindi, come abbiamo sentito dalla disamina di Gabriele, quello di Federico Ambrosio. Dall'altra parte ovviamente c'è Bruno Sgaria, uno ha già segnato, l'altro ha fatto delle paratone, quindi uno scontro tra titani a 1 minuto 55 secondi dalla fine del secondo tempo. L'arbitro controlla, è sceso intanto un silenzio qui al Paladante. Ambrosio, e sbaglia Ambrosio clamorosamente, anche direi. Sì, perché era riuscito con un paio di finte a ingannare Sgaria, l'aveva mandato sul palo opposto e poi ha provato in a lungo a beffarlo appunto sul lato cieco. Invece gli è uscita la sfera di poco al lato, ma di fatto non è entrata in porta, quindi il Forte è ancora sotto di 3 reti quando ormai mancano 90 secondi da giocare in questo secondo tempo. Il Breganze adesso veramente comincia a sentire e assaporare quella che è una finalissima tutta rossonera, in questo caso tra Breganze e Sarzana. Attenzione, andiamo a vivere questi ultimi secondi della partita con il Forte che comunque insiste, va avanti. Martinez prova a tenere palline lungo Balaustra, ma gli viene tolta in velocità. Ancora Ambrosio prova in avanti, le ultime speranze del Forte, si gira Ambrosio. Inizia ormai però a cantare, attenzione, Michans per il 6-2, e qui veramente cala il sipario di questa partita. In contropiede Gabriele, come avevi detto, poteva solo arrivare da lì la soluzione. Sì, è chiaro che esponendosi così tanto all'offensiva, il contropiede è l'arma che il Breganze poteva utilizzare per rigirare il coltello nella piaga di quello che era già un triplice vantaggio. Adesso sul 6-2 manca meno di 1 minuto, direi che il sipario si può dire veramente calato su un Forte dei Marmi che ha lottato tanto, ma poteva fare meglio, perché ha gestito secondo me in certi tratti della gara, specialmente nel primo tempo, non proprio ottimamente la partita. Poi si è sempre ritrovato a inseguire da praticamente la fine del primo tempo a tutta la ripresa, e questo ovviamente ha inficiato il gioco e la qualità dei giocatori di Pierluigi Bresciani, che quindi vedono oscurarsi la possibilità di riportare la coccarda di tricolore dopo 2 anni in Versilia. Se la giocheranno il Breganze di Diego Mir e il Sarzana, per la prima volta nella sua storia giunto in finale, di un pizzico di Versilia c'è, di un grande Alessandro Bertolucci. Assolutamente sì. Ultimi 30 secondi, ma ormai direi proprio che questa partita è già terminata, con il Breganze che
conquista la sua finale di Coppa Italia. Attenzione perché ci prova ancora nonostante tutto Muglia e si arrabbia anche per non essere riuscito a segnare. Il Braganza che conquista quindi la sua finale di Coppa Italia, da giocarsi domani, vi ricordo, domani pomeriggio qui al Paladante, con il Sarzana del presidente Corona che l'abbiamo sentito. Quindi dopo quella conquistata nel 2014-2015 il Braganza è a un passo dal sogno di rigiocarsi la finale di Coppa Italia 2018-2019 davanti a un Sarzana dall'altra parte forte dei Marmi, che come dicevi Gabriele forse nel primo tempo è nata là forse la sconfitta dove non è riuscito, però d'altro canto due grandi giocate anche di Texido. Assolutamente, Braganza ha meritato questa vittoria e questa finale perché ha dimostrato di saper colpire nel momento giusto. C'è da dire che nel primo tempo quello a cui facevo riferimento è quando sull'1-0 sembrato quasi tergiversare, voler gestire un vantaggio che era veramente irrisorio, un errore che il Forte aveva commesso già ieri con il Centro Giovani Calciatori Viareggio, quando lì era sul 3-1, aveva un po' allentato la presa sull'avversario, facendolo appunto ritornare sul 3-3 e poi trascinando ai supplementari. Stavolta i supplementari non sono serviti, il Braganza si è imposto direi con buon margine su un Forte dei Marmi che comunque ha tanto da dire. Adesso ovviamente ha perso quello che è un obiettivo stagionale, questo non lo toglie nessuno. Adesso si dovrà giocare i quarti di Eurolega e una lotta a scudetto che lo vede comunque tra le protagoniste, insieme all'Odi che è stato eliminato ai quarti di questa Coppa Italia, al Braganza, al Valdagno e al CGC Viareggio, e chissà magari ci potrebbe essere anche un'altra squadra in questo campionato così equilibrato a fare da mina vagante nei playoff. E quindi qui dal Paladante Braganza che va a conquistare quella che è la finale di Coppa Italia. Ovviamente la curva festeggia il risultato, i giocatori vanno sotto la curva per ricevere ovviamente gli elogi da parte dei tifosi del Braganza che sono giunti fino a qui questa sera per questa grande impresa. Ovviamente era Forte dei Marmi indubbiamente quella che era la favorita, ma d'altro canto anche l'Odi era favorito contro il Trissino, eppure è successo. Questa è la bellezza della Coppa Italia, questa è la bellezza e questa è la bellezza della Final 8, di giocarsi tutto in 3 giornate. Adesso erano 8, ne sono rimaste 2 di squadre a giocarsi la Coppa Italia. Domani sarà una giornata memorabile da una parte e dall'altra per il presidente Corona e il suo Sarzana Alessandro Bertolucci, in particolare dall'altra parte il Braganza, Texido, forma strepitosa, Mir con il presidente Antonello Turla che è oltretutto molto amico del presidente Corona, e quindi sarà sicuramente una festa, vada come vada, sarà una festa ovviamente, e comunque i colori saranno rossoneri domani. Sì, assolutamente, come dicevi tu sarà una grande festa, anche perché arriverà a culmine di una Final 8 di Coppa Italia, ma anche delle Final 4 di Coppa Italia di Serie 2 e di hockey femminile, che hanno veramente hanno dato grande spettacolo a tutto il pubblico giunto qui al Paladante. E intanto andiamo a centropista con Stefano Zamperin che ha con sé il capitano Giulio Mattia Cocco. Siamo qui con il capitano Mattia Cocco, una vittoria strameritata per Braganza. Quali sono le tue sensazioni dopo questa grandiosa vittoria? Ma siamo felicissimi, l'avevamo preparata benissimo, sapevamo che era difficile, ma noi avevamo un sacco di voglia di arrivare in fondo a questa Coppa Italia, perché lavoriamo tanto, il gruppo è ottimo e quindi volevamo raccogliere i frutti del nostro lavoro. 3 anni fa, nell'ultima Coppa Italia, 3 anni fa mi sembra nel 2015, c'eri te con Dal Santo. Che sensazioni alla vigilia di questa finale contro Sarzana? Ma abbiamo visto che le Coppe Italia riservano sempre delle sorprese e noi crediamo che per le 2 partite che abbiamo fatto di esserci meritato la finale. Ora noi dobbiamo pensare a domani, riposarci e resettare quella di oggi, che è una grandissima soddisfazione, e preparare al meglio la finale di domani. Grazie mille Mattia Cocco. Aspettiamo anche deve anche arrivare Gerard Texido, l'MVP della giornata. Vediamo un attimo se riusciamo a trovare Gerard Texido. Vi lascio un attimo una linea a trovarlo.
Sì, e mentre Stefano Zamperin cerca di raccogliere anche la testimonianza di un altro dei grandi protagonisti di questo incontro, Gerard Teixidó, con i suoi numeri un po' funambolici che hanno portato il Breganze a dilagare. Tanto mentre rivediamo, la regia ci ripropone le immagini di questa semifinale di Coppa Italia e mentre il pubblico breganzese festeggia, ricordiamo gli appuntamenti della giornata di domani, che si aprirà con la finale della Coppa Italia femminile tra finale della Coppa Italia femminile alle ore 14, poi la finale della Coppa Italia di Serie A2 alle ore 16 e infine alle ore 18 si svolgerà proprio Breganze e Sarzana. Siamo qui con Gerard Teixidó, l'MVP di questa serata, 3 gol se non sbaglio questa partita, 3 gollazzi. Penso che l'MVP sia stata tutta la squadra. Bruno penso che ha fatto un lavoro incredibile, perché giocare contro una squadra come Forte dei Marmi, prendere solo 2 gol, siamo stati veramente bravi e adesso basta solo sognare a domani. Intensità ma anche forma fisica, abbiamo visto un Breganze tonico, penso che da un po' non si vedeva in quelli di Breganze appunto. Sì, sicuramente all'inizio della stagione abbiamo fatto un lavoro fisico per arrivare bene da questo punto fino alla fine e adesso veramente ci sentiamo molto bene, le gambe non pesano, penso che si è visto fino all'ultimo minuto eravamo capaci di fare su e giù 3 minuti e teniamo bene, vediamo adesso domani come arriviamo, perché sarà 3 partite in 3 giorni di fila, è dura ma ci crediamo. Con Sarzana è stata difficile il campionato, cosa pensi di questa finale tra 2 squadre rossonere tra l'altro? Penso che una finale al 50-50%, anche loro sono molto bravi, si è visto, sono arrivati qui, un po' diciamo che nessuno dava tanto per loro né per noi, ma tutte e 2 squadre abbiamo lavorato tanto sulle nostre partite e alla fine sono riusciti oggi a vincere bene il Trissino, i padroni di casa che hanno vinto veramente bene ieri con Lodi. Non è una squadra a sottovalutare, si sta vedendo che stanno facendo un gran campionato e meritano tanto come noi di arrivare in finale. Grazie e in bocca al lupo, suerte. Vi ringrazio, passo la linea a Ivo e a Gabriele in sede di commento. Bene Gabriele, quindi siamo giunti al termine qui dal Paladante anche di questa seconda semifinale, domani la finalissima e in conclusione un Breganze che alla fine ha meritato forse alla fine dei 50 minuti. Sì, come detto il Breganze e come anche ribadito proprio dai stessi giocatori intervistati da Stefano Zamperini, il Breganze ha avuto anche forse di più da spendere a livello fisico. Forte quel tergiversare forse è stato anche costretto a farlo perché doveva dosare un po' le forze dopo l'incontro dispendioso di ieri contro il CGC Viareggio. Breganze è sembrato molto più tonico nonostante sia andato ai quarti a concluderli ai tiri di rigore. Questo ha portato il Breganze, pur chiuso in difesa, a poter gestire i contropiedi ottimamente, direi, perché 2 magie di Teixidó e poi il Lucas Martinez che ha messo diciamo la ciliegina sulla torta. Il gol di Mitjans nel finale è arrivato proprio a coronamento di un 6-2 che per quello che riguarda il risultato forse è fin troppo penalizzante, però alla fine il Breganze questi numeri li ha dimostrati, il Forte invece non è riuscito a concretizzare con quelle che erano le sue bocche di fuoco più importanti. Ricordiamo, Ambrosio e Casas in regular season sono al primo e al secondo posto tra i marcatori, hanno fatto 67 mi pare gol in 2 in queste giornate di campionato, mentre oggi nessuno dei 2 è riuscito ad andare a segno, perché anzi Ambrosio sì, ma solo dal dischetto. Quindi adesso domani la finale della Coppa Italia, 50ª edizione da parte di Ivo Peretto e Gabriele Buffoni. È veramente tutto, ciao!